C'è da 0 a qualcosa. Però già a dire Piccolo elenco della roba di serve anche 600 metri quanti linoli, c'è linoli di ospedali e 3 strade. Ma sono una rete di però per dire benissimo i leti della prima guerra mondiale io non ho paura di voi di braccio non va bene come solo che non le sposti ciao Bruno Marita sì sì domani cioè io ho detto questa $9.000 mi ha detto noi quello che abbiamo sono €9.000 però fatto magari loro ne facciano tutta roba e gli altri punti sarebbe mando l'elenco della roba Ieri 60 qua è tutto sì, sono arrivato. Ho distribuito i bigliettini. Ah, scusa. Sì, tu no, Allora iniziamo a cominciare e il lavoro da qui sotto di Treviso allora cominciamo Eli, cominciamo Napi cominciamo dai tu stai in giacca, ho sentito c'è la bandiera Anche lei, mi dici che lei ti deve eh sì, immagino Bata, Ikea, Coca-Cola, Nestlé, 4 robe di
vedo ancora troppe persone in piedi. Una cortesia. Vado un attimo al bar. Sì, sentimi il costo, la Fiorella, la cosa tomata, no, è a parte. Bella, come bene, aspettiamo. Buon pomeriggio a tutti e a tutti, anche i ragazzi con i capelli bianchi. Come da programma, come avete visto, siamo qui assieme a due grandi donne di delle grandi riforme che hanno attraversato il nostro paese, due donne delle istituzioni che hanno ricoperto ruoli importanti nel nostro paese e che per la loro competenza ma anche per la passione che hanno messo nel loro lavoro possono portarci oggi un contributo importante. Devo dire sia a Osi che a Livia Turco che c'era molta aspettativa oggi per la vostra presenza qui oggi. Io vi ringrazio veramente di cuore, so che avete fatto i salti mortali per esserci, che avete anche il tempo contato e quindi io vi ringrazio ancora a nome di tutto lo spirito del Veneto e quindi cerchiamo di sviluppare un po' la riflessione. Abbiamo dato così cercato un titolo per questa nostra conversazione di oggi, che sono i 40 anni dalle grandi riforme, perché nel 1978, come sappiamo, è un anno che è tristemente noto per la recrudescenza del terrorismo, per l'assassinio di Moro, ma è anche stato l'anno appunto di grandi riforme, in particolar modo 3 riforme, che sono quella della legge Basaglia, quella della 194 e quella della riforma sanitaria, hanno visto la luce proprio nel 1978 e siamo arrivati a quel processo di riforme in un percorso di mobilitazione. Siamo partiti da lontano, dal 70 con lo statuto dei lavoratori, ma poi la riforma del diritto di famiglia, la parità salariale donne e uomini. Ci metto dentro anche il tempo pieno nelle scuole, insomma ci sono un insieme di riforme che hanno cambiato il sistema sociale, il welfare del nostro paese e sono frutto delle battaglie che noi abbiamo fatto, della nostra generazione che ha portato avanti, del movimento femminista, ma del mondo del lavoro che appunto ha avuto la capacità di tenere assieme i diritti del lavoro con i diritti sociali. E questo è una grande cosa da tenere a mente. A noi piacerebbe veramente festeggiare questo anniversario, no? Quindi sono 40 anni da queste conquiste e noi appunto le festeggiamo. Purtroppo ahimè non è così in questa stagione, perché sappiamo che molte delle conquiste di quel periodo sono sotto attacco, quotidianamente in maniera esplicita o strisciante. In particolar modo, ne abbiamo parlato questa mattina anche per quanto attiene la sanità che ha avuto un processo di trasformazione, perché poi dalla legge del 78 si è cercato in tutti i modi di ostacolarla, di minarne la universalità e quindi di vincolare la sanità pubblica a quelle che sono le compatibilità economiche. E qui c'è voluta poi la legge Bindi, quella che noi tutti conosciamo, la ricordiamo come la legge Bindi, per riportare invece a quelli che sono i valori fondanti di un sistema universale pubblico che è a disposizione dei cittadini e che concretizza il diritto di cittadinanza nella nostra società. Oggi assistiamo a un taglio costante alla sanità pubblica e quindi a un depauperamento di quello che è il Servizio Sanitario Nazionale, a una spinta alla privatizzazione
e direi anche a una messa in discussione del sistema sanitario nazionale attraverso le richieste di maggiore autonomia che vengono portate avanti anche nella nostra regione, anche se è vero che a fronte di una legislazione che è molto tutelante, molto uniforme nel territorio, noi già oggi abbiamo un sistema sanitario che è frantumato e che è molto diversificato per qualità e quantità di servizi che discrimina all'interno del nostro paese. Però siamo molto preoccupati per i destini della sanità in Italia. Quindi questo abbiamo chiesto a Rosibindi appunto di parlarci rispetto anche alla sua competenza, al percorso che ha fatto e alle sue conoscenze. Do la parola a Rosibindi perché lei ha i tempi ancora più contati di Livia e quindi cerchiamo insomma di stare nei tempi, di consentire anche a lei poi di seguire gli altri impegni che ha nella giornata. Grazie. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, grazie dell'invito insieme a Livia, perché siamo contenti di essere insieme di voi, come insieme credo che abbiamo condiviso nel tempo le nostre responsabilità politiche e istituzionali. Pronto? E vi ringrazio soprattutto per dedicare all'interno del vostro congresso uno spazio per celebrare appunto la stagione delle grandi riforme nella vita del nostro paese. La CGIL si è distinta dall'inizio, ha iniziato a celebrare i 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale, se non sbaglio già a dicembre dello scorso anno, e di questo vi siamo molto grati, perché credo che ci sia molto bisogno di ricordare all'Italia che di tanto in tanto ricorda gli anni della Repubblica, questa Repubblica che non è più giovanissima, che ha 70 anni, ma che è giovanissima ancora nelle sue fondamenta. È bene che di tanto in tanto ricordi le grandi opere che hanno consentito la costruzione della nostra Repubblica, a partire dalla nostra Costituzione. E tra le grandi opere io credo che ci sia anche l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Guai a dare per scontato, guai a non ricordarci, a non ricordare a noi stessi che cos'è, come è nato, su che cosa si fonda, quali sono i principi che lo ispirano, perché credo che sia l'unico modo questo per affrontare i problemi che oggi ha la sanità italiana, che oggi ha il welfare italiano. I problemi ci sono, forse siamo anche uniti, sono unite anche le forze politiche, sono uniti i cittadini che hanno orientamenti culturali diversi nel fare l'analisi dei problemi che sta vivendo oggi la sanità, che sta vivendo il sistema di welfare nel suo complesso. Probabilmente, anzi sicuramente, le soluzioni che si intendono dare sono tra di loro molto diversificate. Ecco perché è importante ritornare alle origini, chiedersi che scelte sono state fatte in quegli anni, negli anni 70 in maniera particolare, come Elena ricordava. Un decennio di grandi riforme, lo Statuto dei lavoratori, la 194, la 180, la 833, la parità uomo-donna, che tra l'altro hanno avuto come protagonista alcune di queste leggi una donna di questa terra, che è Pino Anselmi, alla quale dobbiamo tutti noi un grande ci ha lasciato solo 2 anni fa, in questi giorni, e quindi è bene anche ricordarci di lei. Io non posso fare a meno anche questa volta, come ho fatto in altre circostanze, anche sempre in casa CGIL, di ricordare a noi stessi che queste riforme sono sicuramente il frutto di una grande mobilitazione popolare che ha preceduto l'attuazione del Parlamento. Queste leggi sono state volute dalle donne, volute dai lavoratori, e
sono state possibili però anche perché c'era un certo clima politico. Sono anche 40 anni dalla morte di Aldo Moro. Queste due date sono insieme, non possiamo scindere il sacrificio di Aldo Moro dalle riforme degli anni 70, perché se non ci fosse stata la fase della solidarietà nazionale nelle sue fasi di preparazione e nella sua attuazione, probabilmente noi queste riforme non le avremmo avute, perché soltanto quel clima politico poteva consentire una piena applicazione delle scelte fondamentali compiute nella nostra Costituzione dalle forze politiche popolari, dalle culture che poi hanno costruito la ruolo di maggioranza e di governo della Repubblica Italiana, ma che proprio nella fase della solidarietà nazionale, unendosi, hanno consentito l'applicazione di alcuni articoli cruciali della nostra Costituzione. E tra questi sicuramente c'è l'articolo 32, l'articolo del diritto alla salute, che è forse tra gli articoli che danno applicazione ai 12 principi generali della nostra Carta Costituzionale, forse quello più esplicito, più chiaro, perché soltanto per la salute si parla di diritto fondamentale della persona e lo si unisce all'interesse della comunità. Il diritto alla salute è un diritto fondamentale della persona e un interesse della comunità. E qui riecheggia con molta chiarezza l'applicazione dell'articolo 1, dell'articolo 2 e dell'articolo 3, la Repubblica fondata sul lavoro, i diritti fondamentali della persona che la Repubblica deve riconoscere, l'uguaglianza di tutti i cittadini, l'impegno della Repubblica a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono questa uguaglianza che la Costituzione esplicita in una visione attiva, cioè impediscono la partecipazione di tutti alla costruzione della comunità. Ecco, tra tutti gli articoli, l'articolo 32 è sicuramente quello che meglio, nel declinare uno dei diritti fondamentali, meglio sintetizza le fondamenta della nostra Carta Costituzionale. E l'attuazione di questo articolo non è stata balbettata nei primi anni, nei primi decenni della Repubblica, perché le mutuo erano un balbettio in qualche modo, perché la mutua, il sistema mutualistico, che pure aveva in sé un principio solidaristico, distingueva comunque la tutela del diritto alla salute in base al reddito della persona e legava il diritto alla salute all'applicazione del diritto al lavoro. Era il lavoratore che aveva diritto ad essere assistito, il lavoratore e la sua famiglia, ed era assistito lui e la sua famiglia in base al lavoro che faceva e ai contributi che pagava. Quindi era un balbettio in qualche modo, non si poteva parlare di applicazione. Ecco, la 833 dà applicazione piena all'articolo 32, non solo perché i primi articoli della 833 declinano l'articolo 32 della Costituzione, ma perché istituisce il sistema universalistico, che è l'unico che può dare attuazione davvero al principio di uguaglianza. E lo fa di fronte a un diritto che è ritenuto fondamentale, perché è al tempo stesso l'interesse della comunità, applicando un principio molto semplice. Ciascuno contribuisce in base alle proprie disponibilità al costo della salute e ciascuno usufruisce dei servizi non in base a quello che ha pagato, ma in base al suo bisogno. È semplicissimo, è banale, è ovvio. Uno si chiede: ma come mai un principio così semplice continuamente viene rimesso in discussione? Ci è voluto tanto tempo ad applicarlo, anche perché al costo della salute è questo principio così semplice
nella nostra Carta Costituzionale è legato ad un altro dettato costituzionale, che è quello del sistema fiscale, che è progressivo, perché c'è un unico modo per assicurare che tutti contribuiscano in base alla propria disponibilità, che è quello di legare il finanziamento alla fiscalità generale ed è quindi legarlo ad un sistema fiscale che è basato sul principio della proporzionalità. Non c'è bisogno di dire che chi mina questo principio automaticamente mette in discussione l'applicazione di altri articoli della Carta Costituzionale. Anche questo non so se per voi è così, ma a me sembra ovvio, sembra semplice, eppure si fa una gran fatica non solo a farlo capire, ma anche solo a far nascere la domanda su questo. Perché uno si potrebbe chiedere perché un sistema fiscale che sicuramente non è il più equo del mondo, non fosse altro che è molto oneroso. La pressione fiscale è alta nel nostro paese, non lo notiamo. E se non è accompagnata da una lotta all'evasione fiscale sicuramente non è un principio difficilmente applicabile, no? È difficilmente applicabile nella sua pienezza se non è accompagnato da un serio controllo e da una lotta all'evasione fiscale. Ma anche questo è un principio molto semplice, che uno si dovrebbe chiedere per quale motivo dopo 70 anni qualcuno pensa di mettere in discussione. Perché mette in discussione una delle fondamenta della nostra Costituzione, che è quello di creare tutte quelle azioni che consentono l'applicazione di questo principio. Allora, il Servizio Sanitario Nazionale è frutto di questa cultura politica. Se va in crisi questa, il sistema fondamenta, che è quello appunto ciascuno contribuisce al costo secondo le proprie disponibilità e ne usufruisce secondo il proprio bisogno, discendono poi altre scelte che nell'833 sono molto chiare e molto esplicite, perché anche i principi più belli hanno bisogno di coerenze, proprio perché sono così limpidi, si espongono anche più di altri a, come dire, a tradimenti. Allora l'833 è una riforma seria perché declina le conseguenze. Allora dice, se è così, se il sistema è universalistico, bisogna anche che sia uniforme. Non ci possono essere delle disuguaglianze nell'applicazione di questo principio nel territorio nazionale. Oggi diremmo occorrono i livelli essenziali di assistenza, cioè è necessario dire con molta chiarezza attraverso, di fronte al bisogno di salute della popolazione, quali sono i servizi che in maniera uniforme si devono garantire a tutti, perché quel principio che ciascuno usufruisce secondo il proprio bisogno venga davvero applicato. Quindi questo presuppone che un sistema così abbia bisogno di una vera programmazione, cioè abbia bisogno di leggere i bisogni di salute della popolazione, che non sono statici. Quando io ho cominciato a fare il ministro, i sanatori erano chiusi. Oggi mi risulta che bisogna riaprirli. Cambiano i bisogni di salute, no? C'era una forte mortalità infantile, adesso non c'è più la mortalità infantile nel nostro paese, dove è ridotta ai minimi termini. Nello stesso tempo riemergono altre necessità e altri bisogni, cambiano le malattie, cambia lo stato di salute della popolazione, perché cambia lo stato generale della popolazione. Proprio per questo il Servizio Sanitario Nazionale considerava la salute al centro di un sistema di alleanze, perché per stare in salute è necessario che ci siano politiche ambientali, che ci siano politiche del lavoro, che ci siano politiche dell'alimentazione,
si chiama prevenzione come termine di carattere generale, ma è qualcosa di molto più importante. Le politiche del lavoro e la tutela del diritto al lavoro, il modo con il quale si tutela il lavoro, non è indifferente rispetto al diritto alla salute. Una delle forme di precarizzazione del lavoro più gravi, secondo me, che la nostra generazione non ha conosciuto o quantomeno ha superato, è quella che se ti ammali sei assistito perché c'è il servizio sanitario nazionale, ma non sei pagato perché non vai al lavoro. Uno se ha l'influenza non ci va al lavoro, ma se non è pagato ci va. E se poi quella diventa una polmonite, non è colpa di quel soggetto, è colpa della legge sul lavoro. E in zone dove c'è povertà, dove gli ospedali pediatrici, io e Livia li trovavamo pieni al sud e vuoti al nord, ma perché quando un bambino si ammalava nei bassi napoletani, dove volete che lo portassero se non in ospedale per curarsi? La salute è al centro di un sistema di alleanze e infatti si parla di integrazione. Si parla di integrazione che in maniera particolare la 833 aveva in testa e prevedeva con i servizi sociali. Ora qui c'è Livia, io di questo argomento non parlo chiaramente, perché se l'Anselmi è la madre dell'833, la Livia è la madre della 382 e quindi è lei che ha istituito il sistema dei servizi sociali nel nostro paese, che dava completamento, perché noi sappiamo bene che il nostro sistema di welfare ha alcuni punti fondamenti forti, il sistema previdenziale, la sanità, ma non è altrettanto forte del sistema dei servizi sociali, che ha tuttora quantomeno non esiste in maniera uniforme, perché la forte regionalizzazione ne ha impedita una realizzazione nazionale vera da questo punto di vista. C'era un altro principio nell'833 molto importante, che è quello della continuità assistenziale, della presa in carico della persona, perché un sistema sanitario nazionale universalistico non si limita a curare la malattia, produce la salute, e producendo la salute si prende carico della persona in tutte le sue necessità, in tutti i suoi aspetti, e personalizza la risposta al bisogno della persona. Il ministro De Lorenzo pensava di curare l'AIDS con grandi fondi di costruzione di ospedali e di tecnologie. Per fortuna il ministro Ciampi ci consentì la riconversione di quelle risorse, perché l'AIDS aveva bisogno di farmaci e di grande integrazione sociosanitaria fino all'inserimento lavorativo. Queste scelte sono state, come dire, hanno avuto vita difficile perché un'ingenuità c'era dentro l'833, che era il fatto che per quanto si possa contribuire al costo della salute con un sistema fiscale proporzionale, le risorse sono sempre limitate e il bisogno di salute cresce in una popolazione molto più rapidamente di quanto crescano le risorse a disposizione, e con le risorse bisognava fare i conti. L'833 questa ingenuità ce l'aveva. Se ne è approfittato di lì a qualche anno, perché di lì a qualche anno è cambiato il clima politico. L'Anselmi viene sostituita come ministro da un ministro che è espressione dell'unico partito che non aveva votato quella riforma in Parlamento, il Partito Liberale. Arriva la prima grande crisi finanziaria e economica del paese con il governo Amato,
e la riforma Amato De Lorenzo approfitta di questa ingenuità dell'833 di fatto per cambiare l'impianto generale e per introdurre principi all'interno dell'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale che non sono compatibili con i principi che prima vi ho annunciato. Non perché non si debba fare i conti con le risorse, ma perché l'attenzione alle risorse limitate non può mai trasformarsi in un sistema sanitario con la messa in crisi dei principi fondamentali ai quali prima ho fatto riferimento. La storia la conoscete, la riforma che abbiamo fatto in un'altra stagione politica che era favorevole a questi principi, che era la stagione dell'Ulivo, nella quale si rinovella in qualche modo, sia applicando la 180 che rivedendo la riforma De Lorenzo, la 833, si introduce finalmente un sistema di servizi sociali con una riforma di Via Turco, e poi c'è l'altra riforma, che è quella che la sanità ha subito in qualche modo, che è la riforma del titolo quinto della Costituzione, con l'avvento della regionalizzazione, che sia ben chiaro, è un principio, noi l'abbiamo votata, penso che sia io che Livia abbiamo votato quella riforma, io me ne sono poi pentita, ma vi spiego perché me ne sono pentita, apro una parentesi e la chiudo subito, perché le riforme della Costituzione non si fanno a colpi di maggioranza, mai. E l'abbiamo pagata, tutti quelli che hanno fatto le riforme della Costituzione a colpi di maggioranza sono stati smentiti dal popolo. Mi fermo qui. Per questo, e anche perché forse in quella riforma che prevedeva un principio giusto, che è anche, sia ben chiaro, è un principio contenuto nell'833, perché nell'833 il sistema delle autonomie, il territorio, la vicinanza del governo al cittadino è un altro caposaldo di quella riforma, che le regioni hanno un po' interpretato a modo loro, perché si è fatto molta fatica a riconoscere l'importanza del sistema delle autonomie locali, c'è stata una sorta di ricentralizzazione regionalista, fino al punto che regioni come la vostra e come la mia di origine, che avevano le unità sanitarie locali poi diventate aziende molto legate alla configurazione territoriale al di là della divisione provinciale, perché il bisogno di salute è necessariamente legato anche ai dati epidemiologici di un territorio, alla possibilità di organizzare i servizi in quel territorio e di creare integrazione tra servizi territoriali ed ospedale. È stato, come dire, cominciato ad essere messo affievolito con le ASL provinciali, poi si è cercato altri tipi di aggregazione, poi siamo arrivati come nella mia regione, che adesso le ASL sono 3, e cioè fanno riferimento alle 3 sedi universitarie, e questo ha finito per mettere in crisi la rete ospedaliera e il collegamento della rete ospedaliera con i servizi sociosanitari del territorio. Hai voglia di creare società della salute se il sistema ospedaliero fa di fatto riferimento all'organizzazione universitaria in 3 sedi di una regione? Non so che cosa state facendo in Veneto, ma mi risulta che anche qua le cose non stanno andando proprio come dovrebbero. E in questo senso dico che il merito non era sbagliato. Che cosa mancava nel titolo? Il fatto che più il sistema si regionalizzava, più ci sarebbe stato bisogno di un governo nazionale del sistema, che non c'è stato. C'è stato soltanto con il patto per la salute e soprattutto lo strumento dei commissariamenti per quanto riguarda
i bilanci delle regioni, ma non siamo stati capaci di fare il salto di qualità, perché il commissariamento dovrebbe avvenire non solo per far quadrare i bilanci, ma per rilanciare i servizi nei territori, per misurare la qualità, perché spesso i bilanci in crisi corrispondono anche a servizi inefficienti. Non è che chi ha finanza allegra è perché dà servizi di qualità, è esattamente l'opposto spesso, e non si può intervenire solo sul bilancio. Ecco, questo è mancato in questi anni e si è dato vita a sperimentazioni molto diversificate di modelli organizzativi che hanno finito per mettere in crisi il sistema. A che punto siamo? Comincio dalla cosa più importante. Alla sanità italiana mancano fondi necessari e sufficienti da molti anni e in particolare mancano negli ultimi 10 anni. È inutile dire che rispetto al prodotto interno lordo la percentuale più o meno è quella, è diminuito il prodotto interno lordo in questo paese. E quindi il dato percentuale non ha più nessun significato. E questa idea che non sarebbe sostenibile un sistema universalistico, e saremmo accusati noi che lo sosteniamo di essere ideologici, è la motivazione assolutamente ideologica, la loro, perché tutti i sistemi sanitari più sono pubblici, più sono universalistici e meno costano e più producono indicatori di salute positivi. Questo è un dato accertato con numeri alla mano, perché se c'è un'assicurazione nazionale tra 58 e 60 milioni di abitanti costa sicuramente meno e rende sicuramente di più. E la strada che si sta intraprendendo per colmare il deficit di finanziamento pubblico, che è quello dei fondi integrativi, che so essere una strada praticata anche dai sindacati nei rinnovi contrattuali. Io ve lo dico con profonda convinzione, io credo che sia sbagliato per due motivi: perché costa di più e perché reintroduce di fatto un sistema legato al lavoro. Infatti si parla di welfare aziendale, non c'è una lira in più spesso nel rinnovo dei contratti, ma c'è un fondo integrativo. Guarda caso questo fondo integrativo ha una facilitazione fiscale che paga tutta la comunità, e guarda caso non viene speso dentro il Servizio Sanitario Nazionale perché ci sono le liste d'attesa, perché è ingolfato, lo si spende nel sistema privato. E guarda caso molti di quegli imprenditori che siedono al tavolo dei rinnovi contrattuali, dove non si mette una lira in più ma si fa un fondo integrativo, fanno parte di società che gestiscono servizi sanitari privati. Non dico altro. Io lo dico personalmente, ritengo che questo rivorrei il sindacato degli anni 70 a fare la battaglia per i diritti. E sarebbe anche il diritto al lavoro, poi non è solo il diritto alla salute, è anche il diritto al lavoro, perché le due cose si sposano insieme. E mi fermo qua su questo punto perché ci siamo già capiti. Cito un'altra criticità in questo momento che ritengo, guardate, rischia di essere esiziale, che è il problema personale. Adesso io non so come, ancora io non ho, se voi avete capito la quota 100 e me la spiegate, ancora non ho capito. Non sono un'esperta dei sistemi previdenziali, ma anche se fa una telefonata a Damiano neanche lui me la sa, perché non credo che si sia capita. Però una cosa è certa, che se passa in un modo o nell'altro, i primi ad usufruirne saranno quelli del Servizio Sanitario Nazionale, a partire dai medici, da tutti i professionisti
perché questi così si chiamano. Io almeno il merito di avere, come dire, ridimensionato un sistema sanitario medico-centrico, me lo riconoscete, no? Non perché non sia centrale, non sia fondamentale il medico, ma al centro non c'è né il medico, né l'infermiere, né il radiologo, né il tecnico, c'è il paziente. E il paziente ha bisogno di tante cose, tutte hanno la loro dignità, tutte le professioni hanno la loro dignità. Allora, anche il direttore generale c'ha la sua dignità, e lei deve imparare a riconoscere anche quella degli altri. Insomma, questo fa parte di un altro aspetto. Guardate che siamo al limite di sostenibilità. Qui davvero non c'è la sostenibilità per il numero dei medici. Quando io ho lasciato il Ministero della Sanità, anche quando è arrivata Livia, c'era la pletora dei medici. Oggi noi non ne abbiamo, e la stessa cosa vale per tutte le altre professioni. E c'è da aggiungere anche un altro aspetto, che i rapporti con l'università, che restano un problema centrale nel sistema sanitario, non sono mai più stati affrontati in maniera corretta, perché poi i medici lì si formano, lì imparano, perché il medico ha bisogno di studiare, di fare la teoria, ma ha bisogno di entrare in sala operatoria, ha bisogno di ascoltare, e le università italiane non ce la fanno più, perché per esempio questa testardaggine di non fare gli ospedali di insegnamento, per cui si possa imparare anche negli ospedali zonali a capire come si fa il medico. Se uniamo la qualità, che è venuta meno in questi anni, alla quantità, e anche un'altra cosa, al senso di appartenenza al sistema. Guardate, non avremmo fatto le riforme noi se non avessimo avuto dei sindacati con i quali magari litigavamo tutti i giorni, ma con i quali c'era un punto in comune: il Servizio Sanitario Nazionale, il sistema di sanità pubblica. Oggi questa appartenenza al sistema, sentirsi parte di un'unica grande opera nazionale, sta progressivamente venendo meno, perché è venuta meno anche una certa cultura, e su questo bisogna intervenire. Ecco, allora io credo che nell'ultima finanziaria annunciata di fatto non c'è un euro in più per la sanità, non c'è un euro in più, perché quel miliardo che c'è è quello previsto dalla finanziaria precedente, se non erro. Si parla di 50 milioni per abbattere le liste di attesa che devono andare in attrezzature informatiche, non so se anche lì c'entra qualche cosa delle piattaforme varie, ma insomma anche su questo versante siamo a un livello di tracollo, e bisogna fare questa battaglia, ma bisogna farla non perché ciascuno nel suo rinnovo contrattuale porti a casa un pezzetto di sanità in più, perché si rilanci il sistema sanitario pubblico e universalistico, perché questo è l'unico modo per assicurare davvero la salute al nostro paese, agli italiani e agli italiani. Siamo ancora a livello buono, ma se tutti gli elementi di criticità che conosciamo non vengono affrontati con le scelte culturali dell'833, noi questo sistema non lo salviamo. No, beh, grazie Rosi, veramente per averci riportato anche appunto la dimensione culturale profonda, insomma, di quelle battaglie e di quei risultati. Siete passati il testimone nell'incarico di governo, lo passiamo anche qui oggi. Livia, ti sei occupata molto, lo ricordava prima Rosi, rispetto anche al sociale. All'interno del tuo lavoro di governo, in particolare, è una cosa che a me sta molto a cuore, dice cara, ti sei occupata di applicazione del 194 e di consultori. Anche questo è un tema estremamente delicato, lo è quotidianamente, lo è qui in Veneto. Abbiamo il Consiglio Comunale di Verona che ha fatto quella mozione schifosa
sulla vita, dando una definizione negativa che abbiamo sempre contrastato rispetto alla 194, ma anche nella nostra regione abbiamo una battaglia che è aperta da tempo, noi siamo in prima fila come CGIL e come SPI rispetto alla difesa appunto dell'applicazione del 194, perché abbiamo l'80% di medici elettori che di fatto impediscono un reale accesso all'interruzione volontaria di gravidanza. Quindi sono un pochino oltre al fatto che i consultori vengono prosciugati anche per la carenza di personale di cui si parlerà prima. Quindi il tema per noi è carissimo, è frutto delle nostre battaglie come movimento femminista, come donne. Noi non moriamo alla presa rispetto a questo, continuiamo nei confronti della regione, continueremo a Verona e nei confronti dei vari provvedimenti di questo governo, ma tira una buttaria rispetto alle conquiste delle donne. Quindi ecco, anche dal tuo punto di vista rispetto a questo tema qua ci farebbe piacere sentirti. Grazie. Intanto grazie di cuore di questo invito, della possibilità di parlare di questi temi, di farlo con Rosy Bindi che è un'amica speciale. Vorrei collegarmi nel risponderti a questo a un punto politico che ha accennato Rosy Bindi, perché lo ritengo importante e comunque perché non riesco a parlare della legge 194 senza pensare alla militanza, cioè a quel tanto che è all'impegno dato. Rosy ha ricordato che queste tre leggi, queste tre riforme sono state frutto di grandi battaglie sociali plurali, donne, sindacati, medici, psichiatri. Io ho presente a Torino che cosa ha significato l'abbattimento del manicomio di Collegno. E però ha detto sono state possibili in un passaggio politico, il 1978. Consentitemi di riprendere questo punto perché è troppo importante, non solo perché ci fu l'assassinio di Aldo Moro e quindi la fine di una stagione politica che aveva avuto come interpreti Aldo Moro ed Enrico Berlinguer, perché quel clima politico di collaborazione non era casuale, ma era espressione di una forma della democrazia che io credo debba farci riflettere anche oggi, una forma della democrazia che era basata su una vera centralità del Parlamento, su un dialogo profondo, pur trattandosi di un tema altamente divisivo, però dialogo profondo, almeno tra alcune parti delle forze politiche. Se si va a leggere il dibattito parlamentare sulla legge 194 si coglie l'altezza questo, che mentre era feroce lo scontro con la democrazia cristiana, o meglio con la democrazia cristiana di Flaminio Piccoli, si dialogava con un altro pezzo di democrazia cristiana, e mentre c'era lo scontro furibondo con la democrazia cristiana e il famoso emendamento Piccoli, non sto a ricordare tutta l'iter della legge, però c'era Tina Anselmi, Marietta Martini, Giovanni Berlinguer, Ciglia Tedesco, Adriano Seroni, che dialogavano tra di loro. E io, leggendo quelle pagine, mi sono detta: guarda, ma qui c'è una radice di quella stagione che poi si chiamò Ulivo. E io ve lo voglio dire questo perché è interessante leggersi quegli atti parlamentari e quel passaggio, quel durissimo passaggio parlamentare. E ve lo dico anche perché io quel passaggio l'ho vissuto ovviamente non da parlamentare, ma da giovane iscritta alla Federazione Giovanile Comunista, da capo comunista
mi sono iscritta e ho fatto questa battaglia comunista, cattolica, in una Torino che era la Torino del Cardinale Pellegrino, era la Torino del coordinamento delle donne credenti, in cui c'era un dialogo con il mondo cattolico. Però ero sempre una militante comunista che voleva cambiare il mondo e che quando si è sentito proporre e che fece la durissima scoperta dell'esistenza di un terrorismo rosso, perché noi eravamo abituati a combattere il terrorismo fascista. Scoprire che esisteva il terrorismo rosso fu un trauma, e dover accettare di sostenere il governo Andreotti fu una cosa che era assolutamente inconcepibile per chi voleva cambiare il mondo. E ricordo le riunioni che facevo del comitato centrale della FGC, in cui neppure il carisma di Enrico Berlinguer ci convinse fino in fondo, perché noi volevamo cambiare il mondo e sostenere che il nostro partito sostenesse un governo di larghe intese con la Regione era posta. Cos'è? E lì c'è stata la formazione di una generazione, una cultura riformista. Cos'è che in qualche modo ci ha fatto cambiare idea? Ci ha fatto cambiare. Io ricorderò sempre il ricordo di quella donna ministro che aveva quel sorriso largo, che dialogava con Giovanni Berlinguer, che noi eravamo abituati a vedere venire nelle fabbriche, e quella donna si chiamava Tina Anselmi. E devo dire che mi pacificò. Poi l'altro elemento che mi pacificò è che quel governo, che si chiamava Andreotti, era il governo che ci aveva consentito la legge 285 contro la disoccupazione giovanile, allora, di cui noi fummo protagonisti attraverso le leggi. La legge 180, la legge 194 e poi la 833. Quindi ecco, quel passaggio, cioè, ha ragione Rosi a sottolineare l'aspetto politico, il contesto politico-culturale. Riflettiamone sul contesto politico e culturale di quel passaggio e sulla forma di democrazia che rese possibile. Poi le cose cambiarono perché appunto i due grandi interlocutori. E la legge 194, e la legge 194 ha una sua storia, come sapete, ha una storia intanto la storia è, salutiamo Rosi Bindi, un abbraccio. Ha una storia molto intensa, insomma, noi avevamo il codice Rocco, per cui l'aborto era perseguibile penalmente perché era un attentato contro la stirpe, quindi non era la salute della persona, era la stirpe e l'onorabilità. E di aborto clandestino si moriva, non dimentichiamoci l'Italia di allora. Ci vollero molte sentenze della Corte Costituzionale, ci volle una vicenda come, viene troppo spesso dimenticata, come l'Icmesa di Seveso, la diossina, con gli aborti terapeutici, e una donna come Laura Conti, che allora consigliera regionale, nonché ecologista, che lavorò per il tema. Ci volle, fu fondamentale il femminismo, quella nuova cultura di sé delle donne, fondamentale, che attraversò tutte le culture politiche, tutti i partiti politici. Consentitemi ancora un ricordo personale, ma quale discussione ci fu nel Partito Comunista quando gli uomini del nostro partito volevano che a decidere fosse una commissione di esperti e noi li mandammo a quel paese sonoramente dicendo l'autodeterminazione delle donne, e
E fu importante l'iniziativa dei radicali, l'ha ricordata, l'ha riconosciuta. E quel referendum abrogativo dei radicali che voleva semplicemente depenalizzare l'aborto, che era limitativo perché il problema era una nuova regolamentazione dell'aborto, che cosa ha avuto come effetto positivo? Di incalzare il Parlamento, no? Perché altrimenti se il Parlamento non faceva la legge c'era il referendum. E quindi si riuscì nel 22 maggio del 1978 per questo convergere degli elementi, grande femminismo, grandi movimenti, il dialogo tra le forze politiche nonostante lo scontro, l'iniziativa della legge, si riuscì ad approvare questa legge che ha avuto sempre un iter molto tormentato, perché come sapete una volta approvata scattò subito l'obiezione di coscienza a oltre il 60%, le donne si organizzarono e costituirono i comitati per la piena applicazione della 194. Bisogna essere grati ad una generazione di medici che sta andando in pensione, questo è uno dei problemi di oggi, che ci ha creduto, che è stato accanto, che è stato protagonista di quelle battaglie, che quindi fu protagonista nell'applicazione della legge, sopperendo agli intralci, alle lacune che venivano dalle istituzioni del potere politico, perché nonostante la legge fosse applicata però trovò intralci e tutto spiato, e che sopperì a quel dato che fu fin dall'inizio così alto nell'edizione di coscienza. Poi ci fu il referendum nel 1981 e non ho bisogno di dire che cosa significò quel referendum e con il suo risultato. Tuttavia, quello che vuole mettere in risalto per venire all'oggi è che quella legge è sempre stata contrastata ed è sempre stata contrastata, vivamente contrastata sulla base di una tesi. La tesi era la seguente: se si consente la regolamentazione della legge sull'aborto si va incontro ad una banalizzazione dell'aborto, le donne abortiranno con più facilità e ci sarà un incremento del ricorso all'aborto. Questa era la tesi, no? Ecco. A 40 anni qual è il dato clamoroso, troppo taciuto, che noi abbiamo un drastico calo del ricorso all'aborto, da più di 300.000 a neanche 80.000 tra le donne italiane. Certo, noi vogliamo una società libera dall'aborto, che non ci sia più nessuna donna, ma è un drastico calo del ricorso all'aborto. Allora, in un paese normale, in cui le leggi si valutano per i risultati che ottengono, si dovrebbe essere tutti a 40 anni a fare il plauso. Alle persone in buona fede, compresi i medici obiettori, io difendo il principio dell'obiezione di coscienza perché di fronte alle questioni etiche, però quando c'è il 60-70% perché sospetto che viene, che non ci sia soltanto, ma io alle persone, ai medici obiettori coerenti, per bene, che ci credono, io comunque mi sento di cuore questa domanda, di dirgli: ma scusa, ma tu che sei contro l'aborto, però te la senti ancora oggi di sostenere che la libertà di scelta delle donne e che la regolamentazione dell'aborto, ma soprattutto il principio della libertà di scelta, perché questo è il punto, sia il fattore di banalizzazione dell'aborto, di relativismo etico e di incremento del ricorso all'aborto, te lo senti ancora di sostenere quanto è stato così smentito? Dovresti dire non è così. Dovresti dire non è. Io sono contro l'aborto, ma non è così. E invece noi oggi ci sentiamo riproporre lo stesso argomento di 40 anni fa. Ci sentiamo riproporre sotto mentre spoglie, in un modo più subdolo, però ci sentiamo riproporre l'argomento di 40 anni fa. Quindi io penso che si debba rivendicare quella legge, proprio la sostanza culturale, etica,
La legge ha fatto crescere la cultura della responsabilità, che credo sia la cosa più importante. E non a caso i dati sono inequivoci. Abbiamo una drastica riduzione del ricorso all'aborto, le donne che ricordano l'aborto sono donne soprattutto immigrate, donne che hanno più figli o per il fallimento contraccettivo. Nella media europea siamo quelli che hanno il più basso tasso del ricorso all'aborto ripetuto, abbiamo un basso tasso da parte dei minorenni. Non dico che la battaglia non deve continuare, perché io sono contro l'aborto, quindi certo che bisogna far crescere la cultura della responsabilità. Però quei dati ci dicono che cosa? Ci dicono che noi dobbiamo avere cura della 194, averne cura, non o fregarsene, fare in modo che c'è un problema che non c'è perché abbiamo tanti altri problemi e quindi non stiamocene, oppure tornare ad attaccarla. Averne cura significa che bisogna insistere su alcuni aspetti, che sono quelli che poi ho detto. Noi abbiamo un grande bisogno di investire sui consultori familiari, grande bisogno di investire sui consultori familiari, e invece abbiamo una riduzione, uno svuotamento di questo servizio così fondamentale. Quindi è fondamentale che noi su questo teniamo ferma la barra, che su noi questo teniamo ferma la barra. Ci deve essere un forte investimento sui consultori familiari. Non è una battaglia vecchia questa, io a volte sento anche un po' questa aria, però quella è una battaglia vecchia un corno, perché le donne ricordano dal loro medico, dal ginecologo individuale, che è un servizio superato. Ma no, io questi discorsi li ho sentiti, non soltanto da chi è contro, anche all'interno delle nostre fila, perché non dire questo? Non va bene che lo sentiamo come un servizio superato. È un servizio indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come un servizio eccellente. Semmai bisogna ritornare alle origini, bisogna ritornare all'idea di un servizio che non è soltanto il servizio che dispensa prestazioni, ma che aiuta le relazioni, che è interdisciplinare e che, come dire, affronta soprattutto la dimensione relazionale, il dialogo con le donne in difficoltà, che favorisce il dialogo tra le coppie, il dialogo con i giovani, che realizza un forte investimento con i giovani, perché io credo che questo sia uno dei problemi che noi abbiamo di fronte. Perché i giovani sì, oggi li conosciamo, sappiamo che non hanno nessun tabù, nessun problema, forse ne hanno troppo pochi. E quindi il sostegno alle relazioni, fare in modo che per loro libertà sessuale non sia soltanto quella libertà banale, ma che la libertà sia l'arricchimento delle relazioni umane. Noi abbiamo bisogno di trasmettere a questi nostri figli l'idea di relazioni umane ricche, che ci sia una nuova grammatica dei sentimenti tra donne e uomini. E che ci sia poi la possibilità di accedere alla contraccezione. Io sono d'accordo con quei medici ginecologi che stanno facendo una battaglia perché la contraccezione per i giovani sia gratuita. Bravo. Abbiamo bisogno di regolamentare il fenomeno e a regolamentarlo senza intaccare la legge, ma applicando la legge, attraverso un uso del personale, attraverso concorsi che consentono differenziati per poter utilizzare il personale nei servizi della interruzione di gravidanza. Cito ciò che dice la legge, cito un parere molto illustre, anche se poco applicato, del Consiglio Superiore del Comitato di Bioetica, che non ha parere vincolante, ma essendo formulato da esperti, comunque insomma vanno trovate le modalità per regolamentare l'audizione di coscienza.
e io su questo voglio esprimere l'opinione personale. So quanto siano rigorose le relazioni al Parlamento fatte dall'Istituto Superiore di Sanità, so quanta competenza e quanto rigore c'è in quell'istituto e in chi redige la relazione al Parlamento. Ma la relazione al Parlamento è redatta sulla base di quali criteri? Le IUG che sono effettivamente realizzate e trasmesse dalle regioni all'Istituto Superiore di Sanità. Dunque noi abbiamo avuto in questi anni, e qui c'è Margherita Miotto che sta in commissione sanitaria, quindi ce lo può confermare o confutare le tesi che dico, ma c'è stata una discussione, voi avete posto più volte il tema piena applicazione della 194 e anche discussione sull'obiezione di coscienza. Le risposte che sono state date dalla Ministra della Salute secondo me sono state delle risposte un po' troppo tranquillizzanti e non corrispondenti al fenomeno nella sua realtà, perché la risposta è stata: ma che problema c'è? Dicono i dati che c'è una forte riduzione del ricorso all'aborto, dunque la forte riduzione del ricorso all'aborto comporta un minor carico di lavoro per i medici non obiettori, e dunque non è vero che i medici non obiettori non hanno quel carico di lavoro, fanno soltanto quello, e quindi non è vero che è mortificata la loro professionalità, e non è vero che esistono quei tempi di attesa lunghi per le donne, tranne alcune criticità, e quindi ha fatto un tavolo interregionale con le regioni, non è così? Ha fatto un tavolo con le regioni per andare a individuare le criticità. Bene, se voi ascoltate invece, cosa che secondo me un ministro deve fare, non sto criticando la Lorenzini, sto dicendo proprio se però un ministro però io credo che debba ascoltare, e se ci sono tanti, ma tanti ginecologi che si sono persino organizzati in associazione e che dicono: attenzione, i dati per la relazione al Parlamento, che è fatta benissimo, per il modo con cui è fatta rischia di non dire tutta la verità, perché la nostra esperienza di medici che cosa ci dice? Ci dice che tante volte da noi vengono delle donne, soprattutto immigrate, ma non solo, che hanno problemi ginecologici connessi a una interruzione malfatta, interruzione di gravidanza malfatta, mi esprimo da non da medico. E allora uno si chiede: come mai? Come mai? Magari se tu glielo chiedi alla donna non te lo dice, io medico non posso vedere. Secondo, tante volte da noi vengono donne che hanno superato o stanno superando i limiti entro i quali è possibile effettuare l'interruzione di gravidanza. E allora noi, che rispettiamo la legge, gli diciamo: io non posso effettuare l'interruzione. E quindi quelle donne si vanno via. Dico: però io medico ho applicato la legge, ma io medico in scienza e coscienza non posso non chiedermi dove va quella donna, che cosa farà, che succederà di lei. Dunque, dicono tanti ginecologi, c'è una zona grigia che la relazione al Parlamento non è in grado di indicare, ma con quella zona grigia ti indica, ti dice che c'è un problema derivante dall'esistenza di un così alto numero di obiettori, e che dunque il problema della regolamentazione dell'obiezione di coscienza è una questione reale e non soltanto la criticità di alcune regioni, anche se non c'è dubbio che la criticità di alcune regioni c'è, perché anche su questo esiste una difformità tra le regioni. Quindi io credo che su questo si debba pretendere un'azione un po' più veritiera, una lettura più veritiera, si debba pretendere un'azione puntuale, e dunque penso che la battaglia oggi debba essere molto ferma nel riconoscimento
del fatto che è cresciuta una cultura della responsabilità, che questa cultura della responsabilità vogliamo incrementarla e che per incrementarla bisogna fare due cose. Da un lato avere cura della legge e applicarla in tutte le sue parti, considerarla una priorità, non un problema, una priorità, dai consultori all'audizione di coscienza, alla formazione dei medici, all'educazione sessuale nelle scuole, all'utilizzo di metodiche come l'RU 486, e questo è un primo grande piano su cui incidere e lavorare. E l'altro piano è promuovere nel nostro paese una politica vera di sostegno alla maternità e alla paternità. Lasciate in pace la 194, concentrati annunci sul fatto che i nostri figli non possono avere i figli che desiderano. Sia fuori la loro della vita, deve guardare a questi nostri figli della precarietà, che non possono avere i figli che desiderano, ma per chi come noi ha fatto le battaglie, questo è un grande dolore. E allora costruiamo politiche a sostegno della maternità e della paternità, che non sono i bonus, sono gli asili nido, sono i congedi parentali, non sono i congedi delle madri, no, i congedi parentali. Mettiamo l'accento su questo fatto che i padri possano fare i padri e imparino a fare i padri, perché anche lì nasce una nuova cultura di genere e si trasmette ai nostri figli una nuova cultura di genere. Quindi veramente io credo che di fronte alle emozioni che vengono rappresentate, che sono, lasciatemelo dire, veramente ma cialtrone nella loro ipocrisia, cialtrone, perché non hanno il coraggio di mettere in discussione la 194, dicono beh no, per carità, però facciamo le città per la vita, come se ci fossero città che non sono per la vita, e poi dicono finanziamo il volontariato. Ma come finanziamo il volontariato? Il volontariato di per sé non si finanzia, perché è una contraddizione interna. E poi mettiamoci, io non ho nulla in contrario che nel consultorio che voglio autogestito con la presenza di volontariato ci sia anche il movimento per la vita, ci sia anche il movimento per la vita o quei movimenti che sono esplicitamente contro la legge, perché nessuno può impedire loro di dire la loro, di avvicinarsi alle donne, di dialogare con le donne. Però quando si parla di finanziare questi movimenti, perché eserciterebbero la funzione è la sua cosa subito, eserciterebbero la funzione di stare vicino alle donne e di risolvere i problemi delle donne, anche lì dico, ma di che stiamo parlando? Se il problema è la prevenzione, se il problema è il sostegno alla maternità, se il problema è fare in modo che una donna non abortisca perché trovi un lavoro o perché abbia un reddito più decente, ma questo è compito del volontariato o il compito delle politiche pubbliche? È compito delle politiche pubbliche! È compito delle politiche pubbliche! Non c'è dubbio che non posso parlare con il volontariato, perché abbiamo una storia di collaborazione, ma sono le politiche pubbliche. E quindi rispetto a queste mozioni, che sono veramente cialtrone, io non so come dire diversamente, perché non hanno l'ipocrisia. Noi dobbiamo fare una battaglia molto netta, e la battaglia molto netta va fatta proprio in difesa del valore della maternità e della paternità, dicendo, cari signori, non è finanziando il volontariato, ma promuovendo quelle politiche pubbliche che noi più di altri vogliamo, perché noi vogliamo che i nostri figli possano avere i figli che desiderano. Quindi avere cura della 194, ma impostare una forte e netta battaglia perché in questo paese ci sia veramente una politica per la maternità e la paternità, perché i figli che si desiderino possano nascere e non si debba rinunciare ai figli perché
non si ha un lavoro e non si ha un reddito decente e non si ha accesso alla sicurezza. Proprio su quel tema, cultura della vita, sì, cultura della vita, perché autodeterminazione delle donne, che è il principio per cui tanto mi sono battuta, è cultura della vita. Ringraziamo veramente tanto Lilia per le sue parole, per la passione che ci hai trasmesso in momenti così di cui abbiamo bisogno. Abbiamo colto una disponibilità, io ve la dico subito, sia Lilia che Rosy assieme, perché hanno anche il piacere di ritrovarsi assieme dopo tante battaglie che hanno fatto, sono disponibili a tornare con noi e quindi noi le inviteremo ancora perché abbiamo bisogno di donne importanti, di grandi donne che hanno fatto tante grandi cose. Grazie.
stai anche qua, adesso c'è la cosa di cosa della mostra Cecilia, riesci a aspettare 10 minuti che si diciamo? Sì. Allora, compagni e compagne, noi siamo nelle condizioni di incominciare o di riprendere, per meglio dire, i nostri lavori. Oscuri la telecamera che sta facendo in diretta. Importantissima tavola rotonda alla quale abbiamo assistito. Allora va bene. Innanzitutto i componenti, la commissione elettorale sono pregati di riunirsi nella sala qui fuori. Per comodità la commissione elettorale è composta da Daniele Tronco, Berto Lucia, Bonato Chiara, Lencisi Giuliana, Biancardi Nicoletta, Baggioli Franco, Gentilin Maria Rita, Dutto Daniela, D'Angelo Massimo.
Queste persone che ho chiamato sono pregate appunto di riunirsi assieme a Daniele per l'espletamento dei loro rispettivi compiti. Noi siamo nelle condizioni di espletare il calendario dei nostri impegni congressuali come avevamo previsto. Adesso noi abbiamo 8 interventi e con questi 8 interventi, anche se già una persona l'ho vista andare via a causa della quarta, noi siamo nelle condizioni di arrivare verso le ore 17 per dare la parola al nostro segretario generale della CGIL del Veneto, Cristian Ferrari, che conclude la giornata odierna, per cui un po' di pazienza e vedrete che assieme ce la faremo. Diamo ora la parola a Giorgio Pavan, che è il direttore dell'Istituto per i servizi di ricordo e assistenza agli anziani. Prego, dovresti andare lì se ti è più comodo. Allora, la parola a Giorgio Pavan. Grazie. Buonasera. Non ho mai avuto la sfiga di parlare dopo 2 ministri, però nella vita, insomma, il ministro rimane sempre ministro, e poi ho dovuto abituare l'orecchio perché era da un po' di tempo, ero da un po' di tempo che non sentivo parlare con così grande competenza e di contenuti. Quindi non era un problema proprio di sensibilità dell'orecchio. E allora il ministro, facciamo così, Bindi ha fatto un passaggio delicato su un direttore generale, io sono un direttore generale e la ringrazio perché se sarà in viaggio, sembrava leggermente polemico, ma insomma in questo passaggio mi ha ricordato il mio ruolo di direttore generale dell'Isola di Treviso. È una IPAB, e qui in Veneto abbiamo le IPAB, ed è la IPAB più grande del Veneto, con il numero maggiore di anziani. Assistiamo 850 persone nelle nostre residenze e circa 1 migliaio di persone assistite a domicilio. E allora abbiamo fatto quella mostra che ho concesso così, che fosse portata qui, a patto che mi dessero circa 1 ora e mezza per poter dialogare con voi. Ho sbagliato le cose, sì. No, intanto una cosa d'anticipo, non sono qui alla ricerca di clienti, anche se vi invito a riflettere sui nostri centri di servizio e a prendere un po' di più amicizia, perché nella vita non si sa mai. Anche vedo qualcuno che fa gli scongiuri ma non serve a niente, è provato dalla scienza che scongiurare non serve. Io approfitto, ho qualche minuto credo, insomma, approfitto per dire 3 cose veloci, perché questa è una buona platea, per dare 2 o 3 messaggi importanti. Il primo problema riguarda la riforma delle IPAB. Noi siamo l'IPAB. Io credo che la privatizzazione sia alle porte e che la privatizzazione della cronicità sia il cavallo di Troia all'interno della nostra regione. Oggi il 51% delle persone non autosufficienti è gestito da privati, il 49% da pubblico, ma del 49% del pubblico il 50% è esternalizzato, quindi siamo già oggi al 75%. Allora quello che vi chiedo davvero è: bene, rimaniamo pubblici perché noi sappiamo quali sono gli obiettivi, e l'obiettivo è il bene comune e non il profitto. È chiaro che sta così? Ecco. Detto questo, se non cambiano le regole del gioco, noi siamo fritti, nel senso che noi abbiamo una spesa rispetto al privato superiore del 15%, d'accordo? E con queste regole non ce la faremo mai. Quindi se dovete fare la battaglia per le IVA perché rimangono pubbliche, guardate, tenere pubbliche per esternalizzare non serve a niente, servono solo i consigli di amministrazione.
ma se dovete tenere pubbliche ricordate di parificare, vogliamo agire ad armi pari col privato, perché oggi siamo svantaggiati, quindi per favore questo impegno ve lo chiedo come PGDL. Il secondo riguarda il fatto che se c'è l'universalismo, l'articolo 32 della Costituzione, è vero che in Veneto non è così, perché noi abbiamo 35.000 posti letto nelle nostre strutture per anziani con solo 25.000 persone che possono utilizzare il diritto alla salute attraverso le impegnative. Ci mancano 10.000 impegnative che hanno lo stesso diritto degli altri 25.000 e non possono pagare quote da 2.500 a 3.000 euro al mese. Terzo elemento del perché rimanere pubblico, perché noi dobbiamo coniugare i diritti dei lavoratori con i diritti dei cittadini. Le cooperative offrono stipendi e livelli di garanzia bassi, stiamo sfiorando davvero, l'altro giorno è venuto fuori uno scandalo, a 4 euro l'ora. E allora a 4 euro l'ora non si può fare salute e non si può fare soprattutto buona salute. Si ottengono buoni risultati solo se chi lavora sta bene, se chi lavora nei lavori di cura chi lavora deve stare bene, perché altrimenti non può produrre buoni risultati. Chiudo sulla mostra. Noi stiamo lavorando su due aspetti importanti. Si chiama, uso una parola un po' complicata, si chiama ageismo, cioè tutti i pensieri negativi che la società ha nei confronti di chi invecchia e dei vecchi. Questo ageismo, questo stereotipo negativo parte dalla giovane età, si porta avanti per tutto l'arco dell'esistenza fino al paradosso che chi ha imparato a pensare male di vecchi quando diventa vecchio pensa male di se stesso e quindi rinuncia a un buon invecchiamento. Allora noi vogliamo come dire, recuperare diciamo così lo negativo proponendo, così come abbiamo proposto, un'idea di bello, perché non è l'amore che salverà il mondo ma è la bellezza, come diceva qualcun altro più importante di me. E la bellezza vuol dire che viene recuperato l'anziano nella sua dignità. E allora per noi è importante recuperare una buona idea dell'invecchiare e dell'anziano e recuperare anche il tema che le nostre centri di servizi per anziani non sono magazzini per vecchi. Allora chiudo pregandovi, dicendovi che noi abbiamo utilizzato tutte le opere pittoriche più importanti dal 400 all'epoca moderna, riproducendo gli ambienti, i setting, lo studio fotografico, con tutto il materiale, diciamo così, trovato nei nostri bauli, e abbiamo proposto a persone che assomigliavano e avrebbero potuto assomigliare agli originali, però un po' più invecchiati, e abbiamo, come dire, fatto dei capolavori riportati al giorno d'oggi. E allora la nostra preghiera è di guardare quelle persone, perché raffigurano, e a fianco potete leggere il titolo dell'opera originale, e poi abbiamo dato un nuovo titolo all'opera. E allora guardate, se voi guardate in faccia quegli anziani, voi ritrovate la dignità della persona umana a qualsiasi età. E ognuno di quegli anziani ha problemi, qualche carrozzina è nascosta dai figli, qualche altro problema di demenza è nascosto dal fatto che c'era un familiare vicino che gli dava conforto, qualche problema sanitario è stato in qualche maniera bypassato, però l'orgoglio con cui queste 41 persone, di cui non tutte si ricordano quello che hanno fatto, ma si sono molto divertite, l'orgoglio con cui l'hanno fatto è la testimonianza della nostra civiltà. Grazie. Grazie Giorgio. Diamo ora la parola a Aida Brusaporco dello SPI di Vicenza e si prepari Margaret Crivellari. Aida? La Aida sta arrivando. Sì, gli 8 minuti ma lo sanno, perché copieranno da Giorgio.
Sentirlo per farmi credere che sono piccole. Ecco, io abbraccio con tutto il cuore, va bene, non so. Ecco, abbraccio col cuore e con la mente e con l'intelligenza gli interventi che mi hanno preceduto, ovviamente, ed è difficile un po' intervenire. Abbraccio soprattutto anche l'ultimo intervento, perché sono molto legato al problema delle IPAB e domani i lavoratori di Vicenza sono in prefettura, per cui portiamo la solidarietà nostra in quanto sono in prefettura, perché perché il direttore e il dirigente, il presidente, sono stati accusati di non aver assunto gli infermieri necessari al servizio. Ovviamente c'è una penalità molto alta da pagare, gli operatori che sono lì hanno paura della chiusura della più grande IPAB di Vicenza, perché c'è un disegno dietro, che è quello di privatizzare, ovviamente. Per cui i lavoratori tentano ancora una volta di lottare, però sono molto e molto sfiduciati. Io invito tutti, adesso questo è fuori onda, a leggere il libro di Rosy Bindi. Io l'ho comprato molti anni fa. Terra Terra, Rosy Bindi, la salute il paziente. Quello che ha detto oggi, molto è scritto qui. Per cui io sono stato come si può dire, una fans di Rosy Bindi. Per cui ecco, è difficile intervenire perché il mio intervento, fra l'altro, parlava di problemi che ha posto Rosy Bindi. Lei ha un linguaggio molto molto migliore del mio, per cui portate pazienza, eccetera. Allora, comincio il mio intervento, ho perso un po' di tempo. Ecco, io avevo letto le tesi congressuali ed ero contenta, perché dopo molte volte che io ero di minoranza sono passata alla maggioranza. Però mi trovo, non so, è casuale, sono sempre in minoranza. Ero contenta perché al primo posto viene declinata l'uguaglianza di tutti i suoi cittadini. Un cittadino inteso nella più alta accezione, cioè come persona che vive nel nostro paese, portatrice di bisogni e che deve poter accedere a diritti e doveri di solidarietà. E proprio per questo motivo volevo presentare anche volevo fare un emendamento alle tesi, ma non voglio modificare le tesi, ma integrare le tesi. E la prima parte riguardava il welfare contrattuale. E ho detto che prenderò le ire di molti, perché è inserita una voce, superamento dello stesso, ma non è chiaro come e non è chiaro quando. 8 anni fa, io quasi da sola, avevo votato contro le tesi congressuali, quanto prevedevano un ruolo degli accordi per quanto riguardava i benefit che riguardavano la salute. Io lo vedevo un grande pericolo. Io so bene qual era il ruolo dell'EBAV, era un ruolo importantissimo, perché sono stata una che ha lottato per l'EBAV quando i primi, la storia insegna che erano i ceramisti, ma avevano un ruolo diverso, avevano un ruolo come ammortizzatori sociali per le piccole aziende. Quando i lavoratori venivano licenziati, venivano lasciati a casa per lunghi periodi. E io dico, oggi abbiamo diviso i cittadini in serie A, in serie B e in serie C, e dovremmo fare un'analisi su questo. Come possiamo uscire da questo? Perché i lavoratori interessati in questo, che sono i lavoratori di serie A, perché poi ci sono quelli di serie B in cui non sono passati i benefit, e quelli di serie C, i lavoratori disoccupati, i bassi redditi e i pensionati. Allora io dico, è difficile uscire da questo, perché è appagante avere il sistema integrativo,
perché sappiamo cosa costano le protesi, gli ausili, eccetera, che gravano sul bilancio familiare, ma noi dobbiamo fare un'analisi che abbiamo diviso i lavoratori, perché quando in una crisi ci sarà in un'azienda, quel lavoratore sarà disposto a lottare per gli altri lavoratori quando avrà paura di perdere non solo il posto di lavoro ma anche tutti i benefit che ci sono. Dobbiamo chiedersi su questo, dobbiamo chiedersi come ricreare un sistema universale per allargare le prestazioni di LEA e di LEP, perché i lavoratori che perdono il lavoro perdono anche gli assegni familiari, un problema che non ci poniamo mai e che è assurdo, perché i figli ci sono che tu lavori o che non lavori, peggio ancora quando non lavori. Poi c'è un altro punto, che è rafforzare il lavoro esclusivo dei medici, il rapporto di lavoro esclusivo dei medici. Io dico, ma stiamo ancora parlando di rafforzare? Perché io direi che i medici hanno la possibilità di fare un lavoro professionale privato. Allora, il rapporto di lavoro che io, lavoratrice, lavoravo nel pubblico impiego, è esclusivo. Perché non lo è per tutti i lavoratori questo rapporto esclusivo? Perché non chiediamo allora che possano fare, che hanno già un privilegio, ma lo possono attuare solo quando sono terminate le liste d'attesa, che molte volte sono create ad hoc per poter fare la libera professione. Poi io dico un'altra cosa, abolizione dei super ticket. Noi dovremmo provare anche a rivolgersi alla giustizia, perché io mi chiedo come sia possibile che certi esami di laboratoristica o diagnostica, il costo di questi superi il costo effettivo della prestazione ricevuta. Questo non è più possibile, dovremmo rivedere se c'è giustizia in questo, ricorrere anche alla giustizia. Poi vorrei dire un'altra cosa, facciamo un mea culpa sulla parità di lavoro. Oggi diciamo stesso lavoro, stessi diritti. Siamo noi i primi che abbiamo firmato contratti degli enti locali e della sanità. Ora le stesse figure professionali, IP, operatori o d'altro, hanno diritti e stipendi diversi a parità di lavoro. Allora io dico che solo eliminando noi i primi, anch'io mi metto in mezzo perché anch'io sono stata firmataria di certi contratti, se non parifichiamo queste figure e non le parifichiamo anche ai lavoratori che vengono esternalizzati, i lavoratori delle appalti, che devono avere la stessa formazione, gli stessi diritti e gli stessi doveri, io credo che siamo noi che aiutiamo gli appalti e le esternalizzazioni. E dopo arriva un punto che a me interessa molto e mi spiace che non ci sia stata la Billy, però c'è una legge, un disegno di legge per l'esattezza di Marini, Romeo, eccetera, della Lega, diciamo, in cui noi dovremmo prendere una decisa posizione verso questo disegno. Perché questa legge tratta degli articoli, vi dico veloci, 33, 34, 35, 64, della 833 e anche della 180, che riguarda un tema. Allora, la legge tratta degli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori, delega al giudice, ma state bene attenti, al giudice, il potere di mantenere ricoverato in reparto psichiatrici con cure, è scritto nella legge, obbligatorie, perché una persona quando viene definita pericolosa a se stesse e alle altre. La legge del 36 del 1904 diceva le stesse cose, non solo, questa è peggiorativa, perché dava mandato al medico di decidere e dava pure un tempo, anche se più lungo. Oggi ci sono 15 giorni, 15 devono essere posti letti in TSO. Bene, i termini
sono spariti, per cui uno può essere ricoverato e sottoposto a cure contro la sua volontà. Questa è la distruzione della 180, perché ritorniamo a un sistema. La malattia viene vista come ordine e sicurezza, ed oggi è un tema molto che prende molto. La separazione di un soggetto dalla società sana, il controllo sulla persona. Questo pensiero è pericoloso e dobbiamo rifletterci moltissimo, perché è vero che le persone soffrono perché non è stato attuato il piano, la legge dell'84-86 sul progetto della tutela della salute mentale, ed è vero che le famiglie sono caricate dei soggetti portatori di queste patologie, ma ricordiamoci bene che se passa questa legge, questa sarà rivolto a tutti i soggetti con disabilità o meno, agli anziani con le demenze, a persone con handicap, a soggetti ribelli, perché io che ho lavorato in un manicomio, dentro non c'erano persone solo malate di mente, ma persone che disturbavano la società. Per cui stiamo bene attenti e dovremmo scendere in campo, perché se ricreano i nuovi posti letto non c'è più il tempo, cioè il tempo può essere infinito, e questo è ricreare il manicomio. Le persone non avranno più il diritto di decidere se essere curate o meno. Una persona è pericolosa a se stessa anche quando decide di porre fine alla propria vita. Bene, io dico che tu non mi imponi una cura, io posso aver diritto anche a un'eutanasia. Questo va contro il diritto 32 della Costituzione, che invece si dovrebbe affrontarlo come il diritto anche a una morte serena. A 40 anni dalla legge Basaglia, che ha costato molto impegno, lotte per umanizzare le cure, per superare i manicomi, per dare voce ai malati e a chi non ne ha. Oggi che siamo più giovani, liberi, moderni, rifacciamo le leggi del Novecento? Purtroppo io non vedo all'orizzonte un nuovo Basaglia, però vedo i pensionati che possono ruotare. Dico solo ho finito questo. Vorrei porre un altro tema, vorrei dire solo una cosa: a Vicenza le contenzioni sono passate dal 2015 81 persone contenute al 2017 con 163 persone, e si pone quando uno entra in una struttura di TSO e vengono tolto il cellulare, la possibilità di comunicare con gli altri, e questo è contro il principio delle 180. Ultima cosa, io vi lascio con questo, e vorrei che venisse inserita, che molti leggessero questo progetto, che è l'idea di Tomasini. Avete come tema l'anziano, la casa, la città. Pone al centro il tema di una città flessibile, con un suo progetto chiamato Esperidi, con la consapevolezza che non vi è libertà per l'uomo, per la donna, per i bimbi, se non vi è libertà per la vecchiaia. Esso prevede come recuperare il patrimonio edilizio e costruire una città, un quartiere, una casa ove sia semplice abitare. Come organizzato, allora diamo la parola a Margaret Crivellari dello Spidi Rovigo. Stiamo procedendo anche nei tempi, però ho una preoccupazione, che forse dovremmo respingere qualche richiesta di intervento, ma contemporaneamente mi accorgo che quella porta in fondo è sempre aperta con gente che va a casa. Di conseguenza cerchiamo un attimino di autoregolamentarci su tutte le questioni. Si prepari dopo all'aria. Grazie. Un saluto a tutti e un saluto particolare dal Delta del Po. Io vengo da una zona che è magica e suggestiva e che forse molti di voi conoscono,
e chi non lo conosce vi invito davvero tutti a visitarlo perché merita, è un territorio speciale. E perché inizio questo mio intervento parlando del delta? Stamattina partendo da casa io ho visto un bel sole e temevo, viste le condizioni meteorologiche eccetera, di trovare brutto tempo, quindi avevo anche un certo timore a partire, e anche perché i giornali parlavano, e i giornali stessi, stamattina leggevo il Corriere, di problematiche nell'Alta Padovana, poi abbiamo visto Venezia, Acqua Alta, Chioggia, il centro storico, abbiamo visto la Liguria, Rapallo, eccetera, quindi situazioni veramente difficili a parte le situazioni climatiche, però siamo in un paese dove pare che l'emergenza ambientale sia una delle problematiche importanti di questo paese, assieme ad altre emergenze. Stamattina ho sentito nei vari interventi spesso utilizzare questa parola emergenza, priorità, disagi, e quindi l'aggettivo emergenziale, e siamo un bel paese ricco di potenzialità, di ricchezze, ma anche martoriato. Ho toccato. Chiedo scusa, qualche emergenza anche ma anche martoriato da problematiche molto pesanti. Siamo il paese delle mafie, della burocrazia che strangola le nostre imprese, che impedisce nuovi investimenti, di un'evasione fiscale che supera i 100 miliardi di euro. Siamo il paese delle emergenze. Emergenza povertà, emergenza ambientale di cui parlavo, emergenza sicurezza, emergenza immigrazione, emergenza povertà, è importante. Interveniamo a tampone, si diceva stamattina, anche si parlava di programmazione. Noi abbiamo sempre delle programmazioni a corto raggio, perché c'è sempre una scadenza elettorale che induce la politica ad assoggettarsi a soluzioni edulcorate piuttosto che impopolari ma utili per tutti. È un paese il nostro che bisognerebbe di risorse davvero importanti, lo si diceva stamattina, risorse che si cerca di reperirle là dove non si cerca di reperirle là dove dovrebbero esserci, potrebbero esserci, cioè nei grandi patrimoni. Come sindacato credo che stiamo facendo delle proposte davvero interessanti, non solo per contrastare le disuguaglianze sempre più crescenti, ma anche per creare vera ricchezza che non è quella generata dai soldi, ma in tutti gli interventi si è parlato di lavoro, quella generata dal lavoro, quello vero, quello sano, quello degli investimenti. Stamattina qualcuno diceva non ci interessa anche superare il 3%, purché si facciano gli investimenti. Insomma, la proposta col piano del lavoro di innescare una piena e buona occupazione. È per questo che il reddito di cittadinanza non mi convince. 10 miliardi circa che secondo questo governo dovrebbe contrastare la povertà. Ma io, a dire la verità, non sono ancora riuscita a capire come questo strumento possa combattere davvero la povertà, quando almeno per un anno si procederà alla riforma dei centri per l'impiego, senza i quali non potrà partire alcun aiuto. Poi, perché il provvedimento è la monetizzazione del disagio. Per ridurre la povertà non basta, si diceva anche stamattina, qualcuno l'ha detto, l'aiuto economico, bisogna investire sul lavoro e nel sociale. Chi si trova in situazioni di grave disagio economico ha bisogno di occupazione se è disoccupato, ha bisogno di servizi sociali, di sanità, di istruzioni gratuite, di una casa popolare, di un territorio sicuro. Se poi il reddito di cittadinanza avviene a discapito di tutto il resto e per procurare i miliardi richiesti si profilano tagli, a che cosa? Di nuovo alla scuola, perché ne ha già subite, alla sanità, alla formazione,
Tutto questo non può che vederci fortemente critici. La soluzione sta nell'integrare le politiche del lavoro, dell'assistenza e della salute, dell'istruzione, come prevedeva e prevede la legge 328/2000. Ancora una volta manca la capacità o la volontà di mettere al centro le persone, con una frammentazione di interventi che rischiano di produrre molto poco. Manca lo spirito della 328, una legge che integra il sanitario con il sociale e il lavoro, a suo tempo fortemente voluta dal sindacato. Una legge che ha completato la 833, come definita con le modifiche del decreto Bindi. Interventi questi delle due onorevoli che veramente ci hanno così ossigenato. Posso avere un po' d'acqua? Fammi intervento sul microfono. Grazie. Mi sa che anche un tecnico è tutto. Scusate, l'emozione forse allora, che hanno chiuso la fase più innovatrice e riformista in campo sanitario e sociale. Riforme queste di ampio respiro, strutturali e con una visione universalistica in piena risposta ai principi cardine della nostra Costituzione. Ben l'ha delineato stamattina l'onorevole Bindi, citando proprio tutti i principi della nostra Costituzione, a cui fa riferimento la sua legge. Riforme che sollecitavano la buona politica, che è fatta guardando al futuro, con la programmazione di diritti da applicare, di partecipazione, di responsabilità della società civile. Temi più che mai attuali, come il ruolo dei comuni nelle politiche sanitarie e i poteri che essi hanno, ma quasi sempre non lo sanno. Chi va a fare contrattazione sociale lo sa bene, no? I sindaci manco sanno di avere questi poteri nelle conferenze dei sindaci, si lasciano assoggettare da quello che dice la US di turno, no? Ecco, oppure non lo sanno, di concordare con le ULSS l'organizzazione dei servizi sociosanitari attraverso il comitato dei sindaci, o il significato dei piani di zona che prevede la concertazione delle politiche territoriali, sociali e sociosanitarie con tutti i soggetti interessati, compresi sindacati e associazioni. Temi da rilanciare con forza nella contrattazione sociale, perché anche nel Veneto la buona politica stenta a decollare. Basti pensare alle parti inapplicate di queste due leggi a partire dalle riforme dell'IPAB. Ebbene, ha sottolineato prima il direttore dell'IPAB di Treviso. Sulla sanità, che è uno dei punti più importanti all'ordine del giorno di queste giornate congressuali, il rischio frammentazione è ancora di più di sconvolgimento del nostro sistema sanitario nazionale, ci sembra più che reale. La 833 del 28/12/78, successive modificazioni, che ha introdotto in Italia l'uniformità del diritto alla cura, un sistema solidario universale, una legge che è stata invidiata eppure copiata da molti paesi europei e dalla stessa America di Obama. Oggi invece stiamo assistendo alla creazione di tanti sistemi sanitari diversi, come è stato denunciato dalla CGIL e CISL-UIL a Salerno nel settembre scorso. Anche nel Veneto, che ha una situazione relativamente migliore di altre regioni, abbiamo gravi problemi. Si fanno piani sociosanitari regionali che sono in gran parte inapplicati e il nuovo piano non promette nulla di buono. Per questo la difesa del ruolo degli ospedali, il passaggio dalla medicina di attesa a quella di iniziativa nel territorio, il potenziamento della prevenzione, la promozione dell'invecchiamento attivo e dei servizi sulla non autosufficienza, la residenzialità, la domiciliarità, la gratuità delle cure, devono diventare obiettivi di mobilitazione unitaria di azioni coerenti da parte nostra delle categorie. Tutto ciò richiede un ruolo confederale maggiore e coerenza da parte nostra.
Se vogliamo davvero difendere il servizio sanitario pubblico, non vi possono essere accordi di welfare aziendale o nei contratti collettivi del lavoro che prevedano forme sostitutive di sanità. È stato ben detto stamattina. In questo caso saremo noi a indebolire la sanità pubblica e a creare disuguaglianze. Avvertiamo invece una tendenza sempre più preoccupante ad americanizzare la sanità, cioè verso un sistema privatistico penalizzante per chi ha meno risorse per curarsi. Molti cittadini stanno già rinunciando alle cure per problemi economici. Risultati recenti fatti dallo SPI di Rovigo tra i nostri iscritti nel Polesine testimoniano le difficoltà crescenti ad accedere alle cure per molti concittadini con bassi redditi. Insomma, è vero, il problema delle risorse esiste, anche perché l'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle malattie croniche richiedono più risorse per la sanità sociale, e invece assistiamo a tagli a livello nazionale e regionale. È notizia di giovedì scorso sulla Gazzetta che nella sanità veneta la spesa per il personale a partire dal 2018 deve essere inferiore a quella del 2004. La nostra ULSS Polesana 5 Polesana dovrà programmare i servizi con 103 dipendenti in meno di quanto preventivato. Era notizia proprio di qualche giorno fa. Una situazione pesante che aggrava problemi esistenti e aumenta le carenze e le prestazioni di questo territorio, già fortemente penalizzato da un altissimo indice di invecchiamento, il più alto di tutto il Veneto assieme all'Uno. Il 25% sono di ultra 65 anni. Vero è che in tempi di vacche magre vuole saper spendere bene i soldi, poche righe. Selezionando le prestazioni, organizzando il sistema sanitario e sociosanitario che sia in grado di rispondere ai bisogni di cura delle persone, che potenzi la prevenzione. Questo è un concetto non banale, ma alla fine le risorse sono necessarie e come sindacato sentiamo l'obbligo di lavorare affinché il nostro sistema sanitario abbia il livello di finanziamento adeguato anche in rapporto all'invecchiamento della popolazione. Ma sul reperimento delle risorse pochi sono stati i tentativi fatti dai governi precedenti per lottare fino in fondo contro l'evasione fiscale, e nessuno ha avuto il coraggio di imporre una patrimoniale per finanziare la creazione di lavoro, proteggere il welfare e ridurre il debito pubblico, o meglio sono state imposte delle patrimoniali ai pensionati con il blocco dell'aumento delle pensioni e ai lavoratori e lavoratrici dipendenti bloccando il rinnovo dei contratti nazionali, in questo caso rimborsati solo in parte con gli 80 euro di Renzi, che sono invece stati poi del bonus. Purtroppo il governo Salvini Di Maio su questo si presenta come il peggiore della storia della nostra Repubblica, perché non solo adotta il condono, ma intende con la flat tax fare una tassa piatta, fare una vera e propria politica di classe a favore dei più ricchi, accelerando la creazione di ulteriori disuguaglianze e mettendo in discussione lo Stato sociale che con grande fatica abbiamo difeso in questi anni difficili. Per tutto questo la mobilitazione che CGIL, CISL e UIL hanno annunciato per le prossime settimane sulla legge di bilancio 2019 dovrà essere solo l'inizio. Grazie per Allora, Antonio Alaia della rete degli studenti medi del Veneto. Antonio. Davide. Cari compagni, cari compagni, per me è un piacere intervenire a nome delle unioni universitarie e della rete degli studenti medi. Siamo in un momento che è complesso e difficile, sarebbe molto poco descriverlo in questo modo. Siamo in un momento in cui viviamo governati da un governo fascio-leghista, si possa dire un fascio-leghista, che dà una narrazione della realtà assolutamente fascista, dà una narrazione della realtà per cui lo straniero, l'extracomunitario viene individuato come la causa di tutti quanti i problemi, tutti quanti i mali, ma in realtà è uno svincolare dalle responsabilità che sono del governo, che sono di questo macro modello economico, indicando semplicemente il più povero, cercando di attivare un conflitto tra i più poveri. Siamo in una regione, in uno stato
in cui la scuola, l'università sono semplicemente uno strumento per tenere buone le persone, sono un luogo che dovrebbero essere di formazione, invece diventa un luogo in cui i poveri diventano sempre più poveri e i ricchi diventano sempre più ricchi. Sentiamo parlare di flat tax, di diritto all'inclusione, però non c'è veramente una manovra concreta che aiuti i cittadini e gli studenti di questo paese. Come sindacati abbiamo una grande responsabilità, sia nel mondo del lavoro che nel mondo della scuola che nel mondo della pensione. È quello di riconnettere le reti sociali, di ricostruire un tessuto sociale che negli ultimi anni è stato lacerato e che questo governo sta assolutamente brutalizzando. È una cosa che possiamo fare soltanto insieme, perché soprattutto in questa regione la Lega è quella che dice ai giovani che devono andare a fare la guerra militare obbligatoria perché devono imparare l'ordine, la gerarchia e devono imparare a essere obbedienti, ed è la stessa regione che non investe nelle borse di studio, che non investe nel welfare studentesco, che non investe nel diritto allo studio. Ci dicono semplicemente che l'unica cosa che dobbiamo fare è andare a sparare, imparare la gerarchia militare, mentre dovremmo studiare e apprendere nuove forme di sapere e far circolare sapere in questo paese. Ancora in Veneto esiste la figura dello studente di donne non beneficiario per le borse di studio, che è una condizione per la quale l'università e poi la regione ammettono il fatto che tu abbia un ISEE abbastanza basso da poter accedere alla borsa di studio, però non ti regolano effettivamente la borsa di studio perché non esiste un finanziamento per lograre questa borsa di studio, quindi arriva quanto arriva. Siamo in una regione che non adegua le solide ISEE per normative nazionali, per cui a parità di reddito una persona che richiede la borsa di studio a Trento o in Piemonte piuttosto che la richiede in Veneto non si trova, anche nel mio caso personale tra l'altro, non si trova idoneo a ottenere la borsa di studio quando in una qualunque regione di questo paese potrebbe ottenerla. Siamo in una regione per cui, per quanto riguarda anche gli studenti medi, non esiste un biglietto unico per i trasporti regionali, non esiste una mobilità integrata, si spendono miliardi di euro per mandare i ragazzi a scuola. La scuola sta diventando, fino ai 16 anni pare obbligatoria, però già si ha difficoltà. Siamo in un paese con 6 milioni e mezzo di poveri, siamo in una condizione per cui gran poche persone riescono a permettersi di andare a scuola e proseguire gli studi. I poveri rimangono più poveri perché non sono in grado di ampliare le proprie conoscenze. Io credo che, e in questo lavoro che è stato fatto, che abbiamo fatto insieme negli ultimi anni, e poi che io mi sono seguito insieme a tutti i compagni dello SPCGL, della CGL, quello dei campi della legalità sia un progetto valido, che sia un progetto che si connette profondamente con questo discorso, perché è un progetto che ci permette di entrare in contatto con gli studenti, un progetto che ci permette di contare e di incontrare quegli studenti, quella parte degli studenti che sono gli ultimi, i dimenticati. Possiamo integrare i programmi di offerta formativa, possiamo dargli un'alternativa sociale e soprattutto approfondire i temi di legalità e cittadinanza che nelle scuole diventano quasi un argomento tabù, ma non nel senso che non se ne può parlare, ma non c'è neanche il tempo e i soldi per parlare effettivamente di questi approfondimenti. E quindi negli ultimi anni ci siamo trovati insieme anche all'ARCI e a tantissimi soggetti a condividere due più grandi progetti in questa regione, che sono il campo di Campolongo Maggiore e il campo di Erbec, che diventano due serbatoi di cittadinanza importanti per tantissime ragazze e tantissimi ragazzi di questa regione, un posto in cui vengono tanti ragazzi delle cooperative e che sono effettivamente anche un luogo di integrazione. E io credo che questo sia una delle perle di cui queste realtà sindacali debbano essere orgogliose. Negli ultimi 2 anni in cui ho avuto il piacere di fare il coordinatore del campo di Erbea ho incontrato tantissimi ragazzi extracomunitari che fino a quel momento lì non erano neanche stimolati a integrarsi in questo paese. Ho incontrato una ragazza del Costa d'Avorio, ho incontrato 2 ragazzi del Congo quest'anno, e la cosa più bella è che una volta scardinato l'imbarazzo iniziale a trovarsi a discutere in varie lingue con questi ragazzi e dare effettivamente un'opportunità concreta per conoscerci, per fare scambi di culture, per fare anche balli di gruppo insieme, veramente diventa molto pedagogica come iniziativa, però io credo che sia un valido progetto di integrazione e di lavoro che dobbiamo portare avanti negli ultimi anni, che secondo me è il più grande di tutti quanti noi, perché deve diventare un progetto gigantesco che deve passare attraverso le scuole tramite l'offerta formativa e tramite l'alternanza scuola-lavoro, cioè cerchiamo di dare un senso anche a questa alternanza scuola-lavoro, cerchiamo di costruire un progetto nostro, perché noi riteniamo anche che sia valido concretamente come intuizione, non deve diventare lo sfruttamento del lavoro, ma deve diventare una forma per approfondire l'essere cittadini.
anche perché di cittadini, sempre di cittadini stiamo parlando, sono gli stessi cittadini che quando entrano nel mondo del lavoro sono cittadini che sono abbandonati in mezzo a un mare di precarietà, in cui ci viene detto che l'unica cosa che dobbiamo fare è imparare a fare qualche lavoretto, in cui il nostro titolo di studio non vale niente e che è totalmente delegittimato. Dentro sta esportando e ha esportato e sta continuando a esportare grandissimi eventi di tantissimi studenti, perché oggettivamente non c'è un investimento di politiche pubbliche in questa regione e purtroppo non c'è un reale investimento di politiche pubbliche anche in questo paese sull'investire, sul fare sapere, come se fare sapere non fosse un lavoro vero e come se non fosse un metodo per arricchire effettivamente e condividere dei progetti in comune. Quindi l'unico lavoro che possiamo avere è un lavoro nero, o nell'ultimo anno è esploso il lavoro su piattaforma, comunque un lavoro sottotutelato. Poi, per non parlare dell'idea che purtroppo ci sta venendo la qualcosa di pensione a noi giovani, perché l'unica cosa che ci sentiamo dire è che è un errore, nel senso, parlando dei contatti compagni anche dello SPI, ne stiamo discutendo, a mettere la retorica per cui noi non avremo mai la pensione, a mettere la retorica per cui dobbiamo solo lavorare fino a 90 anni perché non avremo mai un sistema che è in grado di reggere il nostro paese, è esattamente abbracciare una retorica leghista e ghegolina sul depotenziare questo sistema, depotenziare il welfare pubblico. Quindi io devo dire la verità, negli ultimi giorni, da quando ho incominciato a fare qualche lavoro, mi rendo conto anche della prospettiva che ho davanti, e credo che dobbiamo abbracciare anche l'idea che c'è pensione, deve esserci la pensione anche per noi giovani, perché prima o poi ci arriveremo. Dobbiamo smettere di dire che non ci andremo mai, perché questa è esattamente la retorica che il governo vuole. Io non voglio dilungarmi ulteriormente, sto facendo, tra l'altro, volevo solo fare una breve citazione, perché io la trovo più attuale che mai di quella che stiamo facendo un po' in giro, che sarà anche il titolo del congresso regionale della rete di studenti medici del Veneto del 3-4 novembre, ed è una frase di Concetto Marchesi che dice che per la fede che ci illumina, per lo sdegno che ci accende, non dobbiamo lasciare che le oppressioni si presenti nella nostra vita, ma dobbiamo lottare per una battaglia più grande. Ecco, io credo che in questo momento, dopo quasi 100 anni, abbiamo una grande responsabilità tutti quanti, che è lottare per una battaglia più grande di ciascuno di noi. Grazie mille. Allora, diamo ora la parola a Davide Vecchiato, presidente regionale di ACI Veneto. Buonasera a tutti, cari compagni e cari compagni, perché anche noi dell'ACI usiamo chiamarci così. Una precisazione per Danilo, solo pochi saluti di Massimo De Grandi, che è il nuovo presidente di ACI Veneto. Io sono nella fase finale, diciamo, del mandato dell'ACI Solidarietà Veneto, che ha avuto modo, insieme anche a Antonio, di organizzare i campi, e anche a Moreno e a tanti altri compagni e compagni del Veneto. E comunque, appunto, condividendo questo percorso culturale e questo cammino di lotte che nella nostra regione stiamo facendo, noi dell'ACI vogliamo portare i saluti per il vostro congresso, per quello che state facendo, per il percorso importante che è lo stare insieme e dialogare, confrontarsi, ma soprattutto affrontare per quel lavoro che è, appunto, qui si fa il futuro, si cresce assieme. E quindi anche oggi mi chiedevo, di fronte a una platea in cui sicuramente negli anni 60, del 68 ha vissuto quelle grandi battaglie sui diritti, mi sono chiesto quale può essere quella linea rossa che ci congiunge in questo cammino, in questo percorso del futuro. Allora, io non ho potuto venire questa mattina perché, come sai, Elena, anch'io come tanti altri lavoro nel ceto per l'impiego, quindi vedo quel lato del lavoro che qualcuno citava prima e cerco di applicare ogni giorno quella prima parte dell'articolo 4, no? Quel lavoro è un diritto per tutti, tutti hanno il giusto diritto al lavoro. E nella seconda parte, diciamo, di quell'articolo 4 cerco, attraverso l'attività di volontariato e ricreativa che rappresenta sia nell'ACI che nella WISP, poi anche su altre organizzazioni associative,
è quello di applicare quella crescita per una crescita spirituale e materiale della nostra società. È quello che cerchiamo, e penso e sono sicuro che ognuno di voi lo fa quotidianamente, perché nelle leghe vostre lo fate nei territori, ascoltando quelle persone sole e quelle difficoltà che il vivere quotidiano porta avanti. E allora non c'è questione di reddito di cittadinanza o quota 100 o tutte le questioni sociali che stanno portando avanti dei movimenti politici che non ci appartengono storicamente. Però volevo capire, qualche volta mi chiedo anche perché il lavoro è, che cos'è il lavoro? Tanta roba potremmo dire. Però noi nel nostro piccolo, come associazione creativa culturale italiana, sappiamo che essere rappresentativi del lavoro è anche a fare attività per il dopo lavoro, e quindi l'Arci è una storia di Casa del Popolo, di attività ricreativa del dopo lavoro, dare la possibilità alle persone che finiscono di lavorare un'opportunità in più per la scelta di un'alternativa culturale, teatrale, artistica, per fare anche qualcosa che dia anche un crescimento culturale e spirituale per rendersi migliori anche nel posto del lavoro. È anche vero che a me piace collegare quella storia in cui la WISP, che l'ACI nasce dalla WISP in realtà, ancora negli anni fine del dopoguerra, in cui c'erano qui operai che venivano a casa dalla scuola e venivano a casa del lavoro, e che il sabato e domenica dovevano organizzarsi e cercavano di organizzarsi il camminato, andare via in bicicletta la domenica mattina trovandosi davanti alle pompe di benzina per migliorare anche il fisico e per darsi da fare. Oppure quelle persone che negli anni 70, quello che mi ricordo perché io appunto non ho potuto vedere, è che cercavano di crescere culturalmente guardando dei film che non venivano proposti dalla normale platea cinematografica, oppure attraverso incontri letterari come scrittori alternativi a quello che era la cultura. Ecco, ancora oggi cerchiamo di fare questo nel nostro piccolo, nei nostri circoli. Però è vero che il terzo settore, questo grande mondo, è di fronte a una crisi sistemica, c'è una riforma del terzo settore che rischia di escludere più che includere, e quindi gli ARCI si trovano di fronte a questa difficoltà, e lo sapete in molti perché ne abbiamo discusso in vari momenti. Fare parte di un'associazione creativa culturale, donare il proprio tempo, come lo fate voi nelle vostre leghe, nei vostri territori, è anche questo. E quindi, che dire, sono quella parte in cui tu dicevi, scrivevi, non la diventiamo più nel senso di prospettiva progressista, solidaria, inclusiva della società, nel senso che abbiamo superato l'essere cinghia di trasmissione per alcuni motori politici, per alcune attività importanti, politiche importanti del nostro paese. È vero che noi dobbiamo essere assieme in tantissime battaglie. Questo è l'invito che faccio, perché qui si fa il futuro, è anche questo. Abbiamo visto nel 2013 quella battaglia che abbiamo fatto con tantissimi di voi nella proposta di legge popolare che abbiamo fatto, no? Io riattivo il lavoro, quello è stato una delle grandi battaglie che abbiamo fatto e si è arrivati, però abbiamo bisogno anche qui di capire se adesso quelle persone che verranno anche nel nostro mondo, bisogna capire se riusciremo a rendere il sistema quello che parlava anche prima Antonio, cioè fare quelle attività che sono in campi della legalità, che qui vedo che avete nel vostro materiale c'è la storia di Diari, cioè quello che noi abbiamo fatto quest'estate è stato questo, quello di mettere insieme ragazzi che vengono fuori dalle scuole, che magari così erano poco motivati nella scuola di fare qualcosa di utile l'estate, di ragazzi che vengono da progetti di strada, da ragazzi che magari erano in una situazione di disagio familiare e diciamo che avevano bisogno anche di fare qualcosa di utile per riattivarsi, e quei ragazzi che magari avevano combinato qualcosa non positivo e quindi avevano pagato i conti della giustizia. Abbiamo cercato di mettere insieme queste persone. Io penso, Danilo, quante ragazzi abbiamo attivato negli ultimi 5-6 anni? Tantissimi, quasi 1 migliaio, anche di più. Allora, la cosa più bella che ho imparato anch'io è che la cinghia di trasmissione l'abbiamo creata nella sostanza. Io vedevo, sono molto legato a Moreno, a Canello, che volevo ringraziare perché insomma ci siamo confrontati nel territorio moltissime volte,
Però volevo ricordare che quella signora che era a Venezia, nel ghetto ebraico, che si chiama Loredana, che oggi non c'è più, che veramente voglio dedicare un gran saluto, quella signora lì hanno smesso ai ragazzi in dei momenti di racconti, di narrazione, di fatti assurdi in quel luogo del ghetto di Venezia, ha trasmesso tantissimo. I ragazzi hanno potuto attivarsi sicuramente con diverse domande, e ricordo che anche nella sua precisione, perché era una persona molto precisa e voleva essere anche metodica anche nell'analisi che faceva, cercava di trasmettere anche quei ragazzi che erano diversi da altri paesi, che cercavano di capire cosa fosse quel fenomeno che più di 50 anni fa è successo anche al ghetto ebraico di Venezia. E quindi abbiamo cercato di mettere insieme tanta roba, tante persone con grandi diversità, dei ragazzi che venivano dall'Africa per cercare un futuro migliore. Abbiamo cercato di mettere insieme con i ragazzi che venivano italiani che partecipavano a questi progetti. Ecco, abbiamo cercato di fare una palestra di momenti, è anche vero che lo SPI è stato uno di colossi di questo progetto, colossi in termini finanziari ma soprattutto in termini di risorse, di persone che hanno trasmesso tante storie. E quindi quando sento dire che si fa futuro è proprio vero, perché con le storie di ognuno di voi che avete potuto dare in quei momenti abbiamo veramente messo in azione il meglio della nostra società. Ed è vero che se qualcuno dice che i nostri diritti non sono altro che i doveri degli altri su di noi, è anche vero che il lavoro è anche questo, cioè essere quei volani di forza, quei volani che danno un migliore futuro. E quindi la proposta che io faccio a livello regionale lo faccio da questa per terra, per chissà che nei prossimi anni magari i vostri dirigenti anche confederali possano acquisire questa potenza, è di mettere insieme, di essere qui in Veneto, una regione molto difficile, a tante persone di buona volontà ma con tanta buona esperienza per attivare quei tavoli di confronto per migliorare la nostra società. E quindi qualcuno parlava oggi, stamattina mi dicevano di un grosso tagliando della legge 48, sia anche per quanto riguarda, per capire il futuro anche di campi della legalità in Veneto, in Italia, per capire anche cosa può fare il volontariato, l'attività ricreativa come l'ARCI, come tante altre associazioni, per dare un'inclusione migliore a questa società veneta. È quella di fare una grande campagna. E questa è la proposta che io vi faccio, e avere il coraggio di essere lì, non solo il sindacato della difesa e della tutela dei diritti dei lavoratori, ma essere anche grandi promotori di questo cambiamento sociale, anche attraverso un tavolo aperto, permanente, come era per esempio la Cara Umana Antimafia che con te abbiamo fatto qualche anno fa, e abbiamo messo in moto tantissime realtà associative del Veneto. Ecco, questo è quello che propongo, e per concludere vi lascio con questa chicca non mia ma di Tobbe Retollo, che è stato il nostro presidente, che è scomparso più di 20 anni fa, in cui diceva che in questa notte scura qualcuno di noi nel suo piccolo è come quei lampadieri che camminando innanzi tengono la pertica rivolta all'indietro, appoggiata sulla spalla, con il lume in cima, così il lampadiere vede poco davanti a sé, ma consente ai viaggiatori di camminare più sicuri. Qualcuno ci prova, non per eroismo o narcisismo, ma per sentirsi nella parte buona della vita, per quello che si è, credi. Grazie. Grazie Davide. Sentite, siamo messi così. Noi per oggi pomeriggio abbiamo ancora 2 interventi, la compagna Fogo e la compagna Gentilini. Io vi faccio la proposta, che scusandomi sin da ora con le 2 compagne, di spostare questi 2 interventi all'inizio delle 9:30 di domani mattina, alle 9 mi dice Elena, alle 9 benissimo, sapendo però che ci sono in questo caso 23 interventi scritti, per cui dobbiamo regolare bene il nostro lavoro.
Allora, intanto Ivana e Gentilin, scusandomi nuovamente, siete le prime due iscritti a parlare domani mattina. Procedendo in questo modo, diamo la parola al nostro segretario regionale Cristian Ferrari. Cari compagne e cari compagni, tanto grazie per l'applauso preventivo che è sempre molto pericoloso. Dopodiché dico subito che ok lo spostamento, se no non sarei mai stato disponibile insomma a prendere il posto di due compagne di grande valore come due compagne che dovevano intervenire. Però insomma domani, anzi devo dire che l'orario non è proprio, diciamo così, l'orario più appropriato, quindi io cercherò, ci sarebbero tantissime cose da dire. Io voglio intanto dirvi questo, che oggi è stata proprio una bella giornata, è stato proprio un bel congresso, a cominciare dalla bellissima relazione di Elena, che ha fatto una relazione oltre che completa, io penso di grande spessore politico, e qui mi basterebbe rinviare a quello che ha detto Elena, perché penso che l'impianto di visione, di analisi, di proposta sia davvero un impianto molto molto importante. Io questo, diciamo così, è l'ultimo congresso di categoria prima dell'appuntamento, diciamo così, confederale. Possiamo tirare un po' il fiato perché sarà non proprio nei prossimi giorni, ma il 22 e il 23 di novembre. E per me è stato un lungo viaggio, utilizzo una metafora che è stata già utilizzata in precedenza, e penso anche un viaggio molto stimolante. Io ve lo dico, guardate, il mio atteggiamento in questa fase qui è stato soprattutto un atteggiamento di attenzione e di grande ascolto, perché penso che innanzitutto noi abbiamo bisogno di ascoltarci tra di noi, oltre che evidentemente anche ascoltare uscendo fuori dalle nostre dimensioni e dalla nostra casa, perché questa è un po' la cifra di questi tempi che viviamo. Ascolto, secondo me più in generale questo congresso ha due obiettivi: l'ascolto delle persone, quindi non tra di noi ma delle persone, e l'altro obiettivo fondamentale, un momento per rafforzare il nostro radicamento nel territorio e per rafforzare il rapporto con le persone che rappresentiamo. E qui vado subito e colgo un punto che Elena ha sollevato nella relazione di questa mattina. Lo diceva Elena, e io penso che sia un punto assolutamente importante e ineludibile per noi come organizzazione. Parlo del rapporto con le persone che rappresentiamo, i pensionati, i lavoratori e così via. Questo rapporto oggi io non so se sia in crisi, ma sicuramente è un rapporto in tensione. È un rapporto in tensione, abbiamo dei sintomi che sono chiari. Ora simbolicamente utilizzo due momenti, ma insomma poi la questione è ben più ampia, diciamo così. 4 marzo abbiamo registrato una cesura, abbiamo registrato una divaricazione evidente tra il nostro, diciamo così, orientamento politico-culturale, come diceva Elena, e quella di una larga, non di tutti, ma di una larga parte delle persone che rappresentiamo. E questo è un punto che tu non puoi far finta che non ci sia e non puoi aggirare, lo devi affrontare, perché, ripeto, anche qui non è una questione di indicazioni elettorali partitiche, è proprio una questione di sintonia politico-culturale con le persone che tu rappresenti. Lo abbiamo rivisto ovviamente in termini assolutamente minori, anche in quelle difficoltà che citava anche Elena nella partecipazione alle nostre assemblee congressuali. C'è stato oggettivamente anche questo elemento qui, e anche questo è un altro, sono spie di un tema che un gruppo dirigente deve affrontare, deve prendere anche per le corna, io penso, insomma, anche perché se non lo fai, quel sentimento, quella sensazione, quella distanza che in qualche caso si percepisce tra l'organizzazione, poi noi siamo anche quelli che forse, diciamo così, hanno meno questo problema, ma ce lo abbiamo anche noi, e le persone in carne ed ossa, si rischia non di colmare, di ridursi, ma di aumentare ancora di più. Qui dico solo, perché non c'è il tempo, un punto in particolare, compagni e compagni, perché certo il tema si pone per i pensionati, certo il tema si pone per i lavoratori in generale,
ma la questione centrale è il rapporto con i giovani, perché il rapporto con i giovani è il vero punto di difficoltà della nostra organizzazione, e perché sui giovani registriamo quella divaricazione in una maniera significativa. Basta andare a guardare, anche per rimanere nella spia elettorale, utilizzo i risultati non per far politica ma proprio come sintomo, diciamo così. Quella divaricazione e orientamento è all'ennesima potenza, e soprattutto perché con i giovani e sui giovani noi possiamo costruire non solo il futuro del paese, ma il futuro della nostra organizzazione, e più in generale anche il futuro di una sinistra, di una prospettiva progressista, che è l'altro tema che giustamente anche Elena poneva oggi. Ritorno al tema più generale: come colmare questo, come affrontare questa criticità. Io ovviamente non ho la ricetta e la bacchetta magica, però penso vi consegno delle riflessioni. Primo, intanto continuare a rafforzare la nostra presenza, vicinanza, mi verrebbe da dire relazione fisica diretta con le persone che noi rappresentiamo. Guardate che questo è un punto sul quale noi abbiamo fatto strategicamente delle scelte diverse rispetto ad esempio alla politica. Noi non ci siamo illusi, non siamo caduti nell'illusione della politica liquida, della politica che abbandona la presenza, l'insediamento capillare, diffuso, vero, reale, nei territori e nei posti di lavoro, ma anche su questo piano qui c'è molto da fare. Io penso che su questo punto la scelta di mettere strategicamente al centro presenza e insediamento sui territori e ovviamente nei posti di lavoro sia un punto sul quale dobbiamo lavorare, perché quella è la direzione giusta. Confederalità, la seconda chiave. Noi molto spesso nelle nostre discussioni ci riempiamo la bocca di questo, la proclamiamo, il valore della confederalità, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, insomma, confederalità che non è un grado, non è una sede o una connotazione, diciamo così, un'articolazione organizzativa, una struttura, ma innanzitutto la confederalità è prima di tutto una cultura politica. Una cultura politica che dovrebbe tra l'altro permeare sempre e comunque la nostra idea, anche la nostra pratica sindacale. Vale nella vita interna della nostra organizzazione, e qui invece a volte registriamo delle difficoltà, pensiamo insomma al rischio che si tenda molto spesso a verticalizzare, come usiamo questo termine, ma ci siamo capiti, insomma questo è un tema che abbiamo affrontato non da oggi, penso anche in termini organizzativi, in termini però di cultura politica. Vale nella pratica contrattuale, due temi, anche questi due punti in cui registriamo difficoltà: la cosiddetta contrattazione inclusiva, che non è una formuletta messa lì, è l'idea di fare un salto di qualità anche nell'azione contrattuale, cercando di uscire da quella logica dei compartimenti stagni che ti impedisce semplicemente di affrontare il mercato del lavoro e la sua complessità così com'è nella realtà oggi. Se andiamo avanti in una logica di chiusura categoriale, noi non riusciamo in quell'obiettivo che abbiamo messo al centro del nostro congresso, che è la ricomposizione e la riunificazione di un mondo del lavoro che è stato frantumato, è stato, diciamo così, diviso e molto spesso anche contrapposto. Ma vale anche per la contrattazione sociale, perché c'è anche questo tema qui. Il fatto che la contrattazione sociale non può essere soltanto un tema e una pratica dello SPI e della Confederazione, ma che deve coinvolgere anche le categorie e le altre, pone anche qui un'esigenza di un passo in avanti in termini di cultura contrattuale confederale, perché se no non ne veniamo fuori. Vale anche, e direi soprattutto, e torno al punto iniziale, nel rapporto, nel confronto e nella discussione con le persone che rappresentiamo. Ovviamente in questi termini pensionati, ma mi viene da dire anche e soprattutto i lavoratori. Possiamo dirci che molto spesso quella contraddizione con le persone che rappresentiamo è in parte, non solo certamente, perché poi c'è un clima, c'è un vento che spira, c'è un contesto politico-culturale, c'è tutto quello che c'è fuori, ma molto spesso questo limite nostro contribuisce e concorre proprio a diciamo così, determinare quella difficoltà. Come puoi riuscire a trasmettere un orientamento politico, culturale, valoriale ai lavoratori se non attraverso un approccio, una chiave di carattere confederale?
con analisi, con visione, con proposta di visione di carattere generale. Guardate, è difficile colmare questa distanza se si rimane soltanto in una logica settoriale, parziale, limitata, magari aziendale, sostanzialmente corporativa. Non sto esprimendo un giudizio sul nostro essere, sulla nostra pratica, eccetera, ma questo rischio c'è, questo confine, questo è un tema che noi dobbiamo affrontare, perché se no ti riconosceranno sempre come soggetto che li tutela nella loro azienda, nella loro contrattazione, ma quando escono fuori votano Lega perché hanno esattamente la stessa logica di sindacato territoriale. Allora questa roba qua non la affronti facendo solo, lo devi fare assolutamente, ma non puoi essere solo un bravo contrattualista. Tu devi dare anche, devi discutere. Guardate, un altro errore che va evitato è che sbagliate a votare. Vale per la politica in generale, gli elettori non hanno capito, magari sono un po' stupidi, oppure comunque non hanno capito, insomma hanno sbagliato, che è l'inizio del disastro, e vale anche per noi da questo punto di vista qua. E qui arrivo alla terza chiave: evitare l'errore di non essere più riconosciuti come soggetto sociale autonomo. Mai come in questo momento il rapporto con le nostre persone richiede rigorosamente questo tipo ulteriore di caratteristica. Detto questo, al netto di questo che è un tema che c'è, che va affrontato, io penso comunque che noi possiamo dare, almeno questo io lo do per la mia esperienza, nel mio ambito, chiaramente innanzitutto regionale, un giudizio positivo rispetto al percorso congressuale che abbiamo fatto. Adesso siamo in una fase in cui possiamo tirare anche una prima, diciamo così, un congresso al netto ovviamente di difficoltà che ci sono state, anzi, siccome non voglio essere ipocrita né illudere, al netto anche di vicende come ad esempio quelle di Venezia, non è questa la sede evidentemente per affrontarle, se non per dire una cosa, io la dico così, che Venezia rappresenta un monito, penso, che parla più anche complessivamente in generale e che ci dice che quando un gruppo dirigente perde la dimensione politica del confronto, della discussione e anche del conflitto, quel gruppo dirigente rischia torsioni e cortocircuiti sino ad arrivare anche all'autodecapitazione di se stesso, e penso che questo sia un monito anche più complessivo che parla in generale alla nostra organizzazione. Chiusa la parentesi veneziana, noi abbiamo fatto un percorso congressuale molto positivo, lungo, faticoso, perché come è durato questa volta, almeno io non ho memorie, diciamo così, storiche lunghe, ma per una serie di coincidenze è stato davvero lungo e come sempre richiede impegno, passione e anche fatica. E io penso che la prima cosa da dire sia innanzitutto ringraziare voi, i delegati, i compagni, i pensionati, gli attivisti che hanno reso possibile questo percorso, che con tutti i suoi limiti è un percorso che ha parlato a 1,5 milioni di persone in tutta Italia, e non esiste una sola organizzazione che mette in campo questa cosa qui e che riesce ancora a stare tra la gente. Poi avremo dei limiti, avremo delle contraddizioni, avremo dei ritardi, ma guardate che questa è la nostra forza, perché anche il modo per respingere quell'idea che c'è oggi più che mai di semplificazione, non solo del pensiero, della discussione pubblica, ma anche della visione della democrazia, quell'idea di disintermediazione. L'abbiamo parlato tanto in questi anni qui, per certi aspetti siamo riusciti ad affrontarla e a respingerla, ma guardate che quella stagione non solo non è finita, ma oggi con il quadro politico che abbiamo si ripropone in termini sistemici. Se prima era la disintermediazione un po' cialtrona e che si illudeva di fare a meno di questa dimensione dei soggetti di rappresentanza perché ci penso io, so già io e faccio tutto io, l'illusione dell'autosufficienza, oggi si ripropone in termini all'ennesima, perché oggi c'è un modello, una visione di democrazia e di società in cui tu non sei contemplato, anzi sei un ostacolo e devi in qualche modo essere rimosso. Questo è un punto che dobbiamo avere ben presente, al di là delle leggi di stabilità, al di là dei provvedimenti, al di là dei temi, diciamo così, dell'attualità politica. La sfida è vera e noi dobbiamo, diciamo così, avere le spalle grosse
e soprattutto rafforzarci a cominciare dal rapporto con le persone, perché tu questa roba qui la batti nel rapporto con le persone, non la batti nella polemica politica o nei giornali, se stai lì e se evidentemente fai vivere un altro tipo di modello di rappresentanza. Penso che questo percorso sia stato importante perché evidentemente questo vuol dire essere un'organizzazione collettiva. Guardate, un altro elemento, in un momento come questo, in una fase storica che è stato detto complicatissima, con tutte le complessità che ci sono, un altro punto che per me è un punto di partenza è che nessuno si può illudere di avere in mano le soluzioni preconfezionate o le ricette miracolistiche. Tu lo affronti anche qui, ritorno sempre allo stesso tema, soltanto nel rapporto con le persone, soltanto costruendo dal basso, coinvolgendo, facendo partecipare. Io penso che questa sia stata la cifra di questi anni, sicuramente di questi ultimi anni qui, non solo nel congresso, ma anche in quello che abbiamo tentato di mettere in campo negli ultimi anni come organizzazione sindacale, come metodo, proprio come opzione, diciamo così, politica di fondo. Recuperare, far partecipare, coinvolgere, perché verticisticamente non vai da nessuna parte. E quindi, insomma, il rapporto col territorio, il rapporto con le persone, io continuo a considerarlo davvero il fronte decisivo e strategico per la nostra organizzazione. Valore del congresso che non è solo sul piano del metodo, ma evidentemente anche sul piano dei contenuti, perché poi il congresso è anche questa cosa qua. E io qui la dico così, e lo sottolineo, mentre i più fuori di noi, qualcuno anche dentro, si concentra e si appassiona soltanto sul tema del futuro segretario generale della CGIL, che è un tema assolutamente importante, che io non voglio sottovalutare, derubricare, eccetera, eccetera. Io penso che invece noi dobbiamo riaffermare la centralità del dibattito e della scelta politico-programmatica che insieme, collettivamente, abbiamo tutti contribuito a costruire, a definire. Perché non ce lo dobbiamo mai dimenticare, e questo insomma anche in una discussione più ampia, non tanto qui tra di noi, ma proprio complessivamente nella fase che vive la nostra organizzazione, il cuore del nostro congresso, la parte più importante, quella anche statutariamente decisiva, deliberativa, dove si decide, noi l'abbiamo già fatta e l'abbiamo conclusa con le nostre migliaia di assemblee di base che abbiamo completato e che hanno dato un'indicazione chiara. Hanno costruito una scelta strategica della CGIL, che è quel documento politico, che è un documento impegnativo e importante anche nei suoi contenuti e che tra l'altro ha ricevuto anche un sostegno a stragrande maggioranza, e io penso che questo non sia un dettaglio, non sia la cornice di altro, non sia, diciamo così, un aspetto secondario, ma sia appunto il cuore, soprattutto quella scelta strategica che impegna e vincola tutti quanti, a tutti i livelli, a qualsiasi carica e responsabilità in vista dei prossimi anni. Anche perché, e torno al tema dell'autonomia, l'autonomia non riguarda la distanza fisico-geografica della nostra organizzazione rispetto alle forze politiche. L'autonomia è e si misura in termini della tua capacità di elaborare progetto, di elaborare strategia, di elaborare proposta. Questo è il punto centrale ed è per questo che è importante quella dimensione di contenuto e quella dimensione, diciamo così, perché soltanto in questo modo, se tu ti costruisci un punto di vista, se tu hai una visione, hai delle proposte, e in quel documento ne abbiamo tantissime, anzi molto complesso sarà poi. C'è il momento della traduzione che è sempre il punto in cui evidentemente si misurano le difficoltà. Solo in questo modo tu puoi essere un soggetto autonomo in grado di misurarti senza subalternità, senza timore, senza arroccamenti nei confronti di qualsiasi altro soggetto esterno, politico, istituzionale e sociale. Questo è il grande insegnamento di Bruno Trentin. Un sindacato generale di progetto e di programma è esattamente questo ed è in sé autonomo proprio perché ha questo taglio qui. Nel merito, e vado veloce perché non c'è la possibilità di affrontare tanti punti e tanti temi
che Elena e che in generale la discussione congressuale ha posto. Allora, io riassumo alcuni punti secondo me anche centrali e che poi svilupperemo anche nella discussione del congresso confederale. Vabbè, il primo, welfare pubblico universale, francamente dopo la giornata di oggi non ho nulla da aggiungere, se non sottolineando e raccogliendo anche dal dibattito i due versanti. Da una parte, nel momento in cui dopo anni di definanziamento, di austerità, cioè di regressione politico-culturale, tutto quello che volete, un sistema che rischia di implodere, è vero, quello che è vero, non lo devo dire io, il tema oggi non è migliorare, è garantire la sostenibilità di un sistema pubblico dei servizi di carattere universale, e questo è un tema che si pone direttamente anche a noi in questa regione, visto che incrocia anche l'attualità politica del dibattito rispetto al piano sociosanitario. Su questo rientro dopo velocemente. L'altra questione è come noi coerentemente gestiamo anche pezzi che sono nella nostra immediata disponibilità. La questione della contrattazione, anche qui però non semplificando, perché primo la CGIL non ha fatto scelte sul piano della strategia contrattuale, nel senso che giustamente veniva criticato anche oggi. Lì ci siamo trovati a misurarci anche con un contesto normativo sbagliato, perché il tema vero non è tanto il welfare contrattuale, il tema è, primo, che me lo poni come alternativa al salario, e arriviamo a una logica di scambio, di baratto, insomma. Secondo, che me lo detassi e me lo finanzi con risorse della fiscalità generale, le stesse risorse che hai via via tolto al sistema pubblico dei servizi. Questa è la contraddizione vera. Allora tu la porti in entrambi i campi, e questo è un bel tema che io penso anch'io, al di là della formulazione del documento, dovrà uscire da Bari con un'indicazione chiara e precisa di come insieme confederalmente coordiniamo una strategia che metta al centro la tenuta, la difesa e il rilancio innanzitutto di un welfare universalistico, perché questo è un punto politico irrinunciabile. Secondo, lavoro. Guardate, io la dico così, mai quanto oggi a slogan, qualche compagno mi ha già sentito nei congressi confederali, mi scuso ma questi sono i temi, insomma. Primo, lavoro di cittadinanza, guardate che qua non c'è l'opposizione di due slogan, c'è un tema anche qui politico dirimente che attiene al modello di società e di sviluppo. Questo è un punto fondamentale. Noi pensiamo che le politiche di sviluppo e di redistribuzione le fai sul lavoro, rimettendo al centro l'obiettivo che richiamava giustamente la compagna che è intervenuta prima, che è la piena e buona occupazione. La piena e buona occupazione è la stella polare, è sempre stata la stella polare del movimento dei lavoratori e della sinistra politica, e quando si è abbandonato quell'obiettivo strategico lì si è iniziato a fare danni, Allora, senza tanto girarci intorno, io ve lo dico così, il reddito di cittadinanza è alternativo alla piena e buona occupazione, anzi è esattamente, diciamo, la compensazione, per così dire, del fatto che tu metti da parte definitivamente quell'obiettivo lì. C'è una questione che non è soltanto di risorse, e c'è anche quella, 10 miliardi all'anno francamente per dare un trasferimento monetario, quando tu potresti mettere in campo, piano del lavoro, un bel piano straordinario di investimenti per la creazione diretta di lavoro utile e quindi di cittadinanza. Se è preferibile, sì, da tutti i punti di vista, anche di ritorno degli effetti economici e sociali, perché la povertà è un tema importante. Io, guardate, su questo non si discute, avevamo il REI, avevamo e abbiamo il REI, che è uno strumento appropriato, anche quello non basta, ma c'era, perché devi dare una risposta nell'immediato. Dopodiché anche qui la povertà la affronti in due modi: servizi pubblici, presa in carico i servizi pubblici, perché i trasferimenti monetari non vanno bene, non bastano, non sono sufficienti, se no trasformiamo lo Stato sociale in 1000 voucher per 1000 esigenze, ognuno si arrangi e buonanotte ai suonatori. Non va bene questa cosa qua. Servizi pubblici, copertura e inclusione
di carattere universalistico, e secondo punto, chiaramente il lavoro. Il lavoro è la vera medicina, il vero antidoto anche rispetto alla povertà, che molto spesso ha proprio a che fare con problemi su quel fronte lì, la mancanza di lavoro o un lavoro povero, precario, che non ti permette di vivere dignitosamente. Questo è, io penso, un punto. Secondo elemento, il reddito di cittadinanza non va sottovalutato e va affrontato anche con un certo rigore, anche se effettivamente non sappiamo ancora cosa sia, perché non ce l'abbiamo, non abbiamo il testo, i dettagli della partita pensionistica, non abbiamo il testo e i dettagli del reddito di cittadinanza, che io lo trovo abbastanza surreale. C'è una discussione in corso nel paese che orienta politicamente, come opinioni, come senso, diciamo così, comune, sul nulla, su anticipazioni giornalistiche che tra l'altro cambiano di giorno in giorno, e anche questa la dice lunga sul piano del metodo, diciamo così, a proposito di disintermediazione e divisione del dibattito pubblico in una determinata maniera. Ma il tema del reddito ti pone anche una sfida di carattere culturale sistemica, anche qui uso questo aggettivo qui. Guardate che l'idea di un reddito sganciato, disgiunto, separato dal lavoro è una grande sfida politico-culturale per tutti, e soprattutto per noi, evidentemente, che per il nostro ruolo, per la nostra rappresentanza, questo punto per noi è un punto centrale. È un tema di modello di società, e lo ripeto, questo a mio giudizio, e ripeto, non sto dicendo che non si possono costruire degli strumenti per garantire periodi di transizione, presa in carica, esclusione sociale, non è questo il punto, ma pensare a quel reddito di cittadinanza come politicamente viene lanciato è un tema che abbandona l'obiettivo della piena e buona occupazione. Attenzione, perché il reddito di cittadinanza non è di sinistra, è neoliberista. Il reddito di cittadinanza viene da quella scuola lì, viene da quella cultura lì, è la morfina sociale per mantenerti in una condizione di subalternità, di esclusione, che solo il lavoro ti può far superare. E noi vogliamo cittadini pienamente dentro, che non hanno solo l'esigenza di portare a casa la sera dei soldi, ma che vogliono essere protagonisti della costruzione e della trasformazione di una democrazia, di una società. Questa roba qui non è essere retro, è quella roba lì, ma vale esattamente anche per il futuro, e noi abbiamo una grande responsabilità da questo punto di vista qui. Vado veloce, avrei molto altro, tantissimo da dire, c'è il tema dell'immigrazione, i flussi migratori eccetera, ma non abbiamo il tempo. Europa, anche qui la colgo da Elena, io sono molto preoccupato, perché questo è un tema davvero che rischia in qualche modo di determinare un passaggio storico. Noi siamo di fronte ad una gravissima crisi e un rischio di implosione anche del processo di integrazione europeo. Però attenzione, lo dico così, se pensiamo che tutto questo sia causa e determinato dai populismi, io penso che non abbiamo una visione, diciamo così, completa. Il processo di integrazione è in crisi per ragioni tutte endogene. Questi anni qui che hanno abbandonato quella visione di Europa sociale, quel modello che dava un senso anche da un punto di vista politico, da un punto di vista del coinvolgimento delle persone, il modello sociale europeo, l'abbiamo sostituito in una logica di mercato e basta, ci abbiamo aggiunto politiche economiche che hanno impoverito metà d'Europa e che tra l'altro hanno fatto esplodere il debito pubblico, perché scusatemi un attimo, ma sta storia qui che bisogna tornare al fiscal compact, quando col fiscal compact abbiamo fatto fuori il welfare pubblico, abbiamo prodotto disoccupazione, ci siamo autoinflitti una recessione che dobbiamo ancora superare, creato disoccupazione, e alla fine abbiamo avuto l'esplosione del debito pubblico, perché da molti in poi il debito pubblico è esploso. Basta. Allora critichiamo l'impostazione del governo, e va fatta, ma non sulle posizioni che ci condannano esattamente su un sentiero che conosciamo benissimo, perché è esattamente quello che abbiamo visto in tutti questi anni qua. Quindi, la dico così, vale in Italia, ma vale anche ancora di più in Europa, per contrastare populismi e nazionalismi che sono un male, uso un'espressione ma proprio tranchant, sono un male, ma puoi contrastarli se tu innanzitutto non eludi e affronti
le domande, i bisogni e le contraddizioni che stanno sotto a questi fenomeni e che li stanno, diciamo così, alimentando. E qui torniamo alla grande questione sociale dei nostri tempi. O riparti da lì, dalla vera causa, dalla malattia, o se ti limiti soltanto ai sintomi, cioè quello che producono, diciamo così, quella grande questione sociale, la strumentalizzazione che viene fatta di quella questione sociale deviata verso una proposta regressiva, non vai da nessuna parte. Guardate, questo è un grande tema, perché noi abbiamo delle elezioni europee la prossima primavera, sono determinanti e rischiamo di trovarci in una trappola tra la difesa del pilota automatico, dello status quo, del fiscal compact, dell'austerità, del mercantilismo, e dall'altra parte i fascisti, i nazionalisti, i sovranisti e compagnia cantante. Il tema, solo cambiando l'Europa tu la puoi salvare, è un grande tema per un sindacato come il nostro, che vuole stare in Europa, che vuole stare nell'euro, che pensa che quella sia una prospettiva per tenere insieme un continente e farlo avanzare e per far uscire il nostro paese anche da questa situazione di difficoltà. Questo tema in qualche modo deve essere centrale anche nella nostra iniziativa politica, soprattutto da qui alle prossime elezioni. Poi ci sarebbe la questione dell'attualità, ragazzi. Abbiamo oltre al congresso anche da stare in campo su una legge di stabilità che non va bene. Io sposo pienamente le considerazioni che ha fatto Elena, quindi evito di stare lì dentro. Mi viene da dire anche qui il problema non è il 2,4%, giustamente come lo usi. Noi rischiamo con un governo di questo tipo che ha un taglio sostanzialmente elettoralistico, perché il tema vero è le elezioni europee, quindi anche con una sommatoria di cose che non stanno insieme, in cui ciascuno mette, aggiunge, senza una visione organica, bandierine reciproche, tra l'altro anche contraddittorie, noi rischiamo di scatenare una guerra con l'Europa fatta in maniera cialtrona, senza una strategia, senza politica di alleanza e senza prospettiva, e dall'altra parte di fare anche politiche sbagliate. Cioè questo penso che riassuma in estrema sintesi l'impianto di una legge di stabilità. Dopodiché dico anche una cosa, noi siamo un'organizzazione sindacale, adesso dobbiamo andare a parlare con i pensionati, con i lavoratori, e beh, non è che tu vai a parlare con loro o ti atteggi da partito politico che legittimamente può stare all'opposizione e dire di no sempre e comunque a prescindere da tutto. Tu puoi anche arrivare a un certo punto a svolgere un ruolo di opposizione sociale, come io penso inevitabilmente arriveremo se le cose stanno così, ma lo devi fare stando rigorosamente collegato col merito e il contenuto delle scelte che vengono fatte. Questo ti serve anche per parlare con le persone, perché se vai a parlare alle persone e dici ti dico io, questo è un governo brutto e cattivo e tutto quello che fa schifo, ho come l'impressione che in un momento come questo non sia proprio la chiave giusta. Tu devi dire con rigore, con autonomia, i tuoi sì quando le cose vengono fatte nella direzione che tu ritieni giusta e i tuoi no, e andare dalle persone, entrare nel merito, perché è solo così che riesci a far emergere le grandi contraddizioni che anche le scelte politico-economiche di questo governo sono segnate. È un governo, non so come dire, di destra. Condono, flat tax, deregulation sono la riproposizione della solita destra economica italiana. Prima era berlusconiana, ma adesso è verde, nera, quel cargo che è e così via. Dopodiché, e arrivo un po' verso la conclusione, io penso che noi dobbiamo essere consapevoli che ci troviamo in una situazione complessivamente intesa, pericolosa e imprevedibile, dove è in discussione anche la tenuta democratica. Io la dico proprio così, perché di fronte a quelle derive razziste e xenofobe, tra l'altro alimentate dalle istituzioni, dal ministro degli interni, dai sindaci, da una serie di responsabili, questo è il salto di qualità, compagni e compagni. L'attacco ai diritti delle donne, e non aggiungo altro rispetto a quello che è stato detto oggi, il riflesso securitario attraverso la logica della legittima difesa o della diffusione delle armi, eccetera eccetera eccetera. Beh, io penso che questa roba qui metta in discussione dei punti di tenuta democratica anche al di là delle scelte prettamente squisitamente economiche. Abbiamo questa situazione, abbiamo per questi motivi, questo è un mio giudizio personale, poi ognuno la pensa come vuole, il governo più a destra della storia della Repubblica al netto di Tambroni, perché è questa la roba qui.
E soprattutto, e questo è il punto, il vero dramma, il vuoto pneumatico e il deserto a sinistra. Guardate che questo è il contesto in cui noi ci muoviamo. Allora io penso che noi nella nostra autonomia, facendo il nostro mestiere di forza di rappresentanza sociale che agisce innanzitutto con la contrattazione, noi abbiamo anche una responsabilità. Fare il nostro mestiere è anche il modo migliore per dare un contributo alla auspicabile, necessaria, vitale ripartenza, ricostruzione, rivitalizzazione, chiamatela come volete, di una prospettiva progressista, perché noi ne abbiamo bisogno. Noi inevitabilmente siamo coinvolti, non perché abbiamo un ruolo di intervento diretto, di ricomposizione di quadri politici, partitici, eccetera, eccetera, ma fare il nostro mestiere serve anche per questa cosa qui. Quello che c'è dentro il documento, il lavoro può essere uno spunto di proposta, di elaborazione, proprio di progetto da consegnare anche a chi io spero prima o poi prenderà in mano e ripartirà un percorso di ricostruzione di una sinistra politica oggi. Anche questo è un compito che noi abbiamo. Finisco sul Veneto. Le cose positive, con tutte le difficoltà e i nostri limiti. Spi l'ha detto già oggi, non è una novità. Noi oggi, questi mesi, abbiamo attuato il sorpasso storico. La CGIL, il primo sindacato, ha sorpassato una CISL in una regione che storicamente la vedeva egemone per la sua cultura bianca prima e nero-verde, diciamo così, nero-verde dopo. Io penso che queste cose non avvengono per caso. E guardate che questo è un punto, adesso la prendo così. In un contesto culturalmente e politicamente difficile e ostile, noi siamo riusciti, sempre con i nostri valori, con la nostra bussola, a esercitare, a fare il nostro mestiere, come dicevo prima, facendolo bene e riuscendo a diventare il primo soggetto di rappresentanza in questa regione qui, perché hai fatto esattamente quello che in qualche modo dicevo anche prima. E penso, e qui la metafora si allarga anche fuori dal Veneto, diciamo così, che noi, vale per il Veneto da sempre, perché a noi il 4 di marzo francamente non è che ci abbia portato chissà quale novità, andiamola così, sono 30-20 anni che abbiamo e viviamo in un contesto di monopolio leghista e di clima culturale e anche di scelte elettorali come quelle che sappiamo, ma oggi si pone la questione in termini sicuramente più generali. Io penso che, ripeto, vale per l'Italia, ma vale ancora di più per il Veneto, la nostra organizzazione è rimasta, questa è quasi una frase fatta, ma oggi è una frase vera, drammatica, è rimasta l'ultimo baluardo, se vogliamo dirla, ne parlavamo anche ieri alla filiale Gramsci, l'ultima casamatta, l'ultimo punto di tenuta organizzata a sinistra nel nostro paese. Allora noi innanzitutto dobbiamo avere questa consapevolezza e questa grande responsabilità, mi verrebbe quasi da dire storica, come organizzazione e quindi come gruppo dirigente. Quindi da questo punto di vista, non avendo il tempo per, diciamo così, affrontare anche temi, lo dico subito, la priorità in Veneto, io la vedo così, poi faremo il congresso, sono due. Primo, salute e sicurezza, perché noi siamo oggi la prima regione per morti sul lavoro e questa è una vergogna che va cancellata e va superata. E lo dico anche perché dopo quella mobilitazione, quell'avvertenza, quell'accordo, classico schema sindacale che abbiamo messo in campo quest'estate e che ci ha portato a condividere con una regione che non è che era particolarmente sensibile a questo tema qua, ma proprio per la drammaticità della questione, ma anche per la nostra iniziativa siamo riusciti a portare a casa un accordo importante. Adesso registriamo delle grandi difficoltà nella sua attuazione concreta e coerente. E ve lo dico, questo è un punto che evidentemente non molliamo perché è un dato proprio di civiltà. Secondo, gli ambiti e le materie sociosanitarie. E mi verrebbe quasi da dire che siccome serve anche porsi il problema di rapporto e relazione con la giunta regionale, tra organizzazioni sindacali e giunta regionale c'è un problema evidente di relazioni, forse serve anche un salto di qualità da un punto di vista anche della vertenzialità. Quello che abbiamo fatto su salute e sicurezza possiamo riprodurlo esattamente negli stessi termini anche sul piano socio-sanitario? Io direi che al congresso confederale
sia alla Regione ma anche a CISL e WIL, questo è un messaggio, è un punto che noi possiamo porre politicamente, perché io penso che abbiamo bisogno di questo. Se no, ragazzi, continuiamo come al solito, convocazioni, sconvocazioni, ci vediamo, ci parliamo e alla fine fanno quello che vogliono. Quindi questo è un ulteriore elemento. Finisco davvero, ultima riflessione che riguarda anche un po' più complessivamente la situazione della nostra diciamo così, organizzazione. Io penso che quella consapevolezza e quella responsabilità di cui parlavo prima serve davvero esprimerla in questa fase qui. E anche e soprattutto per questo che penso che il percorso congressuale che noi stiamo sviluppando, che ha unito l'organizzazione sulla scelta strategica del documento politico, debba affrontare con la stessa cifra e con lo stesso spirito anche la scelta tattica del rinnovo della leadership dell'organizzazione. Guardate, non c'è alternativa, non c'è alternativa. Sarebbe davvero esiziale, sarebbe incomprensibile alla nostra gente e sarebbe anche un po' irresponsabile non trovare una sintesi e spaccare la CGIL su una scelta di questo tipo dopo che l'hai unita sulle scelte di strategia politica. E allora, per tutto il percorso che abbiamo fatto, per le condizioni di contesto che dicevo prima, per la responsabilità storica che abbiamo non solo verso le persone che rappresentiamo, ma noi siamo la CGIL, verso il paese, l'AMA verso il paese. Per tutti questi motivi io penso che dobbiamo uscire il 25 gennaio prossimo da Bari inevitabilmente con una CGIL più unita, più coesa e più forte, perché la vera grande sfida, la vera battaglia che abbiamo di fronte non è quella che dobbiamo fare a Bari il 25 di gennaio, ma è esattamente quella che dobbiamo mettere in campo a partire dal 26 di gennaio tutti quanti insieme. Quindi compagni, buon congresso e soprattutto viva lo SPIA e viva la CGIL. Grazie Cristian. Allora si riunisce brevemente sotto la presidenza della compagna Betella la commissione politica composta da Asti, Ferrari, Di Gregorio, Ivana Fogo, Cibano Maria Rosa, Baccani Luisa, Bolognesi Antonio, Francescotto Ivana, Bressan Renato, Giafarò Menzo e Tardivello Patrizia. Io vi ho già preannunciato che domani mattina incominceremo alle 9. I primi iscritti a parlare sono le due compagne Gertolini e Ivana Fogo. Subito dopo avremo una relazione della commissione elettorale. Buon rientro.